una buona giornata in questo sabato 20 maggio, prima edizione di Antenna 3 che ci accompagnerà fino alle 14:30 come sempre, con tanti ospiti, tanti temi, tanta cronaca che ci arriva in particolare dalle strade purtroppo, cronaca di episodi di incidenti molto gravi. Ne parleremo tra poco verso le 12:30 con la prima ospite che sarà il questore di Treviso, Manuela De Bernardin. Parleremo appunto anche di sicurezza stradale, ma poi parleremo di lavoro, parleremo anche di api, perché oggi è la giornata dedicata a questi insetti e ai rischi che corrono purtroppo anche in provincia di Treviso, ma non solo. Avremo come sempre tanti collegamenti dai nostri colleghi delle diverse redazioni. Intanto andiamo appunto alla cronaca, come dicevo, che arriva dalla strada. Siamo a Padova perché c'è stato all'alba di oggi, erano circa le 3:30, l'ennesimo incidente mortale dalla dinamica purtroppo assurda, zona industriale di Padova, dove è morto un uomo di 59 anni che si è infilato di fatto con la sua auto sotto un camion che era fermo, era parcheggiato. Allora vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:50 in quest'area della zona industriale di Padova, in via Prima Strada. A trovare la morte un uomo di 59 anni, originario di Legnaro, che con la sua auto, una Fiat Tipo, stava percorrendo la strada. Cosa sia accaduto stanno cercando di stabilirlo gli agenti della Polizia Locale di Padova. Di sicuro il veicolo è finito sotto il rimorchio di un camion di un'azienda italiana che era parcheggiato e per il 59enne rimasto incastrato sotto le lamiere non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi dei sanitari del SUEM 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco di Padova che hanno potuto solo constatare la sua morte. I rilievi sulla strada semideserta sabato mattina sono durati per alcune ore. Nessuna traccia è stata rilevata sul manto stradale. L'auto è stata sottoposta a sequestro. Fin qui dunque l'incidente in zona industriale avete visto, ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni con ferite multiple su tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita invece un 15enne di Campodarsego che è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Campo San Piero verso le 20 di ieri sera. Il giovanissimo viaggiava in via Puccini sul suo scooter che si è scontrato con una BMW condotta da un 61enne originario della Romania residente a Campo San Piero. L'impatto è stato violentissimo, il ragazzo è stato sbalzato sul cofano dell'auto per finire poi riverso sull'asfalto. Disintegrato praticamente lo scooter, immediati sono scattati i soccorsi, il 15enne è stato portato in ospedale, l'uomo alla guida sottoposto ad accertamenti di rito da parte della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese, entrambi i mezzi sono stati poi sequestrati. Prima di andare all'altro incidente mortale che si è verificato invece ieri a Mignagola di Carbonera nel Trevigiano, andiamo sul sito della Tribuna di Treviso perché questa mattina intorno alle 5 c'è stato un altro incidente ancora molto grave a Treviso, praticamente in città. Perde il controllo dell'auto, si schianta contro i pilastri del cavalcavia, siamo nella zona appunto della stazione. C'è una donna grave di 31 anni, una donna trevigiana, per chi conosce naturalmente la città, stava percorrendo l'anello esterno alla città, il cosiddetto PUT, quando è uscita dalla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento ed è finita appunto contro i supporti del cavalcavia, rimediando, abbiamo detto, ferite estremamente gravi e ora si trova all'ospedale di Treviso. Andiamo a quella che è stata invece la tragedia di ieri a Carbonera con un'auto che si è scontrata con una moto e il Centauro 39enne è volato per una ventina di metri, a nulla sono valsi i tentativi del SUEM 118 di salvarlo. La vittima è stata trasportata in ospedale ma di fatto si è spenta di lì a pochissimo. È la 21ª morte che si registra sulle strade trevigiane dall'inizio dell'anno.
La moto spezzata in due vicino il casco, i pezzi della due ruote sparsi sulla carreggiata. Il Centauro è volato per una ventina di metri finendo sulla pista ciclabile. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Gli operatori del SUEM 118 hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte. Trasportato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. La vittima è Saimir Ginica, 40 anni, residente a San Biagio di Callalta. L'ennesima tragedia della strada. È accaduto in via Duca d'Aosta, a Mignagola di Carbonera. L'auto, una Fiat Punto guidata da una ventenne dipendente della De Longhi, stava viaggiando in direzione Olmi quando ha svoltato a sinistra per parcheggiare l'auto proprio poco distante dalla sua azienda. In quel momento dalla direzione opposta è arrivata la moto. L'impatto devastante. Dopo lo schianto, la due ruote, ormai a terra, è scivolata nell'altra corsia appoggiandosi ad un furgone. Io ho solo visto l'incidente davanti a me e ho frenato e la moto che si è lentamente avvicinata al furgone, tutto qua. Ho visto proprio questo incidente, è stata una questione di attimi. Il ragazzo è volato fino in fondo lì. Io non l'ho visto, ho solo visto una volta che era a terra. Sotto shock sia la ventenne che è uscita dall'abitacolo illesa che il giovane alla guida del furgone che si è visto arrivare la moto contro. Sì, è stato un bel botto. Saimir lavorava presso l'azienda Atena Carbonera. La sua passione erano le moto. Era partito da San Biagio per andare a lavorare, così come la ventenne. Anche lei doveva iniziare il suo turno presso la De Longhi. Come ogni giorno stava cercando di parcheggiare. Ha svoltato a sinistra proprio quando è arrivata la due ruote. Un attimo e si è consumata la tragedia. La procura di Treviso aprirà un'inchiesta. La giovane sarà indagata per omicidio stradale. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi. Tutti episodi che confermano purtroppo che continuare il lavoro di sensibilizzazione alla prudenza sulle strade è fondamentale e tra circuiti per biciclette, simulatori statici per auto e simulatori di crash test sono stati i ragazzi delle scuole a lezione a Treviso con l'ACI e gli operatori del soccorso proprio per imparare le buone pratiche in strada. Vediamo. La macchina si capovolge, si tratta di un simulatore, ma quello che può accadere in uno schianto tra due auto. Gli studenti hanno sorriso, ma poi hanno riflettuto sulle conseguenze drammatiche degli incidenti. In questo piazzale a San Liberare l'ACI in prima fila assieme agli operatori del soccorso. I giovani sono curiosi, il bello del giovane è che il giovane è curioso di vedere tutto, di capire tutto, di rendersi conto di quali possono essere i pericoli, pur divertendosi con il simulatore crash test di oggi, però hanno anche la necessità, secondo me, di essere responsabilizzati, cioè io devo capire a quale pericolo posso incorrere se mi comporto in un certo modo, cioè per esempio se non uso banalmente le cinture di sicurezza che vanno utilizzate anche nei posti posteriori e molti giovani non le adottano. Guidare con responsabilità, prestare attenzione perché in macchina, in moto o in bici si può rischiare la vita. La tematica della sicurezza abbraccia tutti, abbraccia anche i ciclisti, i pedoni, i monopattisti, abbraccia tutto, quindi adesso noi qui con questa iniziativa di Insieme per la Sicurezza, quindi il termine insieme, tutti quanti, quelli che hanno bisogno di informazioni, che vivono di mobilità, che hanno bisogno anche di coinvolgersi e capire come funziona questo tipo di iniziativa, hanno varie opportunità da vivere, perché la bellezza di questa iniziativa, lo voglio sempre ripetere, è il coinvolgimento di chi ci viene a trovare. Un'iniziativa che ha visto coinvolti gli operatori del soccorso e le forze dell'ordine. Le domande sono più disparate possibili e immaginabili, la loro curiosità è soprattutto nella fase degli interventi, quando si devono azionare le sirene piuttosto che i lampeggianti e i segnali luminosi. Abbiamo voluto puntualizzare con i ragazzi appunto l'aspetto della sicurezza, che per noi è fondamentale anche nei nostri confronti, ma soprattutto garantire la sicurezza nell'ambiente in cui interveniamo, e abbiamo fatto vedere una serie di attrezzature che vengono utilizzate appunto per stabilizzare l'auto e poi come interveniamo per aprirla e prestare soccorso alla persona che è rimasta incastrata. E poi immancabile la trazione vera. Vai! Dove? Facciamo interventi quotidiani dove lui ritrova sia addosso alle persone che negli ambienti molte sostanze di qualsiasi genere. Metti la cintura.
Davvero bellissime immagini. Adesso andiamo su un altro fronte, quello dei pericoli che si corrono purtroppo, l'abbiamo visto dai fatti di cronaca, in stazione sui treni, e dopo l'episodio di molestie della scorsa settimana la Polfer del Veneto ha rassicurato i passeggeri, soprattutto in questo caso le donne. Abbiamo un traffico di persone che viaggiano a bordo dei treni nella nostra regione, parlo soltanto di Mestre e di Venezia Santa Lucia, sono 80.000 persone al giorno più o meno, sono 700 treni che arrivano e ripartono da Mestre, sono 350 treni che invece arrivano e partono da Venezia Santa Lucia, cioè nel corso dell'anno abbiamo milioni di persone. Proprio alla luce di questi numeri, il dirigente della Polfer del Veneto evidenzia come l'episodio di molestia avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un treno regionale a danno di una ragazza, il cui aggressore è stato poi preso in poco tempo anche grazie ai social, sia in realtà un episodio abbastanza isolato. Inquadrando questi fatti in questo contesto più generale ci rendiamo conto che chiaramente è una cosa da attenzionare, però numericamente ecco, non appare come un vero e proprio allarme. La Polfer vuole rassicurare soprattutto le donne che dopo gli episodi di molestie avvenuti anche in altre città si sentono poco sicure, dando loro dei consigli. Bisogna anche considerare il contesto generale per dire che nelle stazioni dove la polizia ferroviaria è presente, indubbiamente la nostra presenza di fatto previene per la maggior parte dei casi l'accadere di questi fatti delittuosi. C'è tutta un'attività magari che la donna può cercare di individuare prima che accade e in quel momento mettersi nelle condizioni di essere aiutata, segnalando che sta subendo un disagio, che c'è un'attenzione assolutamente non voluta da parte di una persona e poi specialmente una volta fatto questo, quindi richiamare l'attenzione di qualcuno su di lei, chiamare chiaramente l'intervento delle forze dell'ordine. E 2 minorenni invece sono stati arrestati dopo aver rapinato un ragazzino al Luna Park di Albignasego. 17 anni uno e 15 l'altro, giovanissimi, non hanno esitato a trasformare una serata al Luna Park in un momento di terrore per un altro ragazzino di appena 14 anni. I baby bulli lo hanno preso di mira, lo hanno bloccato per farsi consegnare il portafoglio, ma al rifiuto di quest'ultimo l'hanno preso a pugni e a calci finché non sono riusciti a strappargli il borsello che conteneva pochi euro, i gettoni per le giostre. Il 14enne aggredito ha chiamato il papà, che a sua volta ha subito allertato i carabinieri. I militari intervenuti immediatamente al Luna Park sono riusciti ad individuare i 2 bulli che dopo la rapina stavano continuando a girare nell'area delle giostre. I 2 minorenni hanno tentato di scappare ma sono stati bloccati e arrestati. Nelle loro tasche ancora il borsello con i soldi e i gettoni. I 2 sono stati portati al centro di prima accoglienza per minorenni di Treviso. Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso. Ora nel Vicentino ad Arzignano, perché dopo la busta con proiettile sono arrivate le urla davanti al municipio. L'uomo presunto responsabile si è dunque ripresentato in comune. Parliamo delle minacce alla sindaca. Il vice sindaco ha chiesto un cambio di passo, sia messo in condizione di non essere più un pericolo, ha chiesto. Una paura che prende forma e si concretizza stamattina, quando il 53enne presunto responsabile delle minacce perpetrate ai danni del sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, che si era vista recapitare una lettera con un proiettile, si è ripresentato sotto al comune, inveendo, come riferisce il vice sindaco. Questa mattina il presunto responsabile della busta con proiettili inviata al sindaco Alessia Bevilacqua inspiegabilmente si è presentato di nuovo sotto il comune, inveendo, gridando, perché cercava appunto un contatto con il sindaco. Per fortuna penso le porte fossero chiuse, inoltre ha cercato le automobili del sindaco. La cosa più grave è che Alessia ha dovuto abbandonare la sede municipale e diciamo che è andata in un'altra posizione, in un altro comune, finché non
un attimino chiarito la situazione avvisando le forze dell'ordine. Non l'hanno dissuaso i provvedimenti scattati a suo carico, prima la denuncia, poi l'avviso orale emesso dalla questura, oltre ai vari divieti, tra cui quello di possedere armi e liquidi idonei ad arrecare offese alle persone. Ma ora si alza il livello d'allerta e il vice sindaco delegato alla sicurezza chiede un cambio di passo perché l'uomo già conosciuto in città sia messo in condizione di non essere un pericolo. Che si agisca il prima possibile, con velocità, con efficacia, perché questo individuo deve essere messo nella posizione di non essere più un pericolo per la comunità e per il sindaco stesso. Ora a Padova, perché dopo 15 giorni dall'inaugurazione della sede di Forza Nuova in città col presidio organizzato dall'ANPI, dall'Arcella la tensione tra estrema destra ed estrema sinistra si sposta in centro città, dove in mattinata si sono svolte la conferenza stampa di Forza Nuova col segretario nazionale Roberto Fiore e il presidio antagonista organizzato dai centri sociali. E dunque, per sapere com'è andata ci colleghiamo subito con Chiara Gaiani sul posto insieme al nostro Cristian Roque Allende. A te Chiara e buongiorno. Eccoti. Buongiorno da Padova, come potete vedere dalle immagini, ringrazio il collega Cristian Roque Allende, la situazione qui è assolutamente tranquilla. 10:30 puntuale il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore ha fatto una conferenza stampa proprio qui, è tornato da circa una decina di esponenti di Forza Nuova Veneta per prendere una chiara posizione contro le dichiarazioni di Alessandro Zan che dopo le manifestazioni in contemporanea di 2 sabati fa a Padova aveva presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere la chiusura di Forza Nuova. Come potete vedere, Padova è stata blindata in queste ore, circa un centinaio di agenti tra polizia e carabinieri presenti anche il reparto mobile. Questa che noi stiamo percorrendo è via San Francesco, che è praticamente bloccata, da una parte gli agenti della polizia, dall'altra, come potete vedere sempre dalle immagini del collega, i carabinieri. A circa 200 metri lungo sempre via San Francesco, ve la facciamo vedere, c'era il presidio antifascista organizzato dai giovani dei centri sociali. Anche qui tutto controllato, tutto in ordine. I giovani dei centri sociali hanno scandito i loro slogan contro la presenza di Forza Nuova, una forza fascista nella città. Non è possibile che questa forza sia presente a Padova. Padova città antifascista, hanno ribadito. Tutto si è svolto nella massima regolarità, erano circa una ventina i giovani presenti con un grande striscione in Piazza delle Erbe sotto i portici per proteggersi dalla pioggia che è caduta a tratti nel corso di queste ore in città. Una manifestazione quindi che è andata nel migliore dei modi possibili, grazie anche alla presenza delle forze dell'ordine che l'hanno controllata in maniera discreta, permettendo alla città di continuare anche a vivere il suo sabato mattina, ormai insomma sabato a ora di pranzo. Ecco, direi che da Padova potrebbe essere davvero tutto. Ringrazio ancora per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende e restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie a Cristian Roque Allende per questo collegamento. Noi rimaniamo a Padova perché la protesta delle tende per ora si ferma. Gli studenti che da 11 giorni sono accampati davanti alle università hanno incontrato a Verona il ministro Bernini. Da una parte ci riteniamo soddisfatti che questa protesta abbia avuto una finalità effettiva, arrivare direttamente al Ministero, arrivare direttamente al Ministro. D'altra parte però non ci possiamo ritenere pienamente soddisfatti dell'incontro. Hanno richiuso le tende i ragazzi dell'Udu che da 11 giorni stavano protestando sotto i portici del Palazzo del Bo. Oggi a Verona una delegazione veneta ha incontrato il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Un incontro di un quarto d'ora dove il Ministro ha spiegato che parte dei fondi del PNRR verrà utilizzato per finanziare un bando per la costruzione di studentati privati che garantiranno almeno un 15% di posti sul totale, dato in gestione agli enti regionali per il diritto allo studio. Un passo in avanti che però non convince del tutto gli universitari. Una visione che noi non condividiamo al 100%. Abbiamo cercato di ribadire come fosse necessario e fondamentale che si investisse su una residenzialità pubblica, che i fondi del PNRR, fondi
pubblici fossero destinati ancora una volta ai privati, che altro non fanno che fare profitto. La mobilitazione non finisce qui. Lei ci ha spiegato i piani del Ministero, chiaramente a noi non bastano. Parlare di 7.500 posti letto entro 2 anni e soprattutto quando questi posti letto andranno a rivolgersi prevalentemente al mercato privato, noi non siamo d'accordo con questo tipo di politica e vogliamo che gli investimenti vadano invece al pubblico. Si tratta di investimenti del PNRR, devono essere strutturali, devono rivolgersi alla residenzialità pubblica e i posti che servono sono molto più di questi. È comunque un primo passo, nel senso che il confronto c'è stato e ora apriremo dei tavoli di lavoro. Ci restano delle risposte che bisogna vedere se saranno concrete. Adesso abbiamo dei tavoli di lavoro con la Ministra e con le varie istituzioni, quindi speriamo che si arrivi a una soluzione concreta. In questi giorni sono state molte le istituzioni che si sono confrontate con i manifestanti. Manca però il confronto con la Regione. Ancora una volta la Regione non ci ha risposto, non ha risposto anche a quelle che è il simbolo, la protesta di queste settimane, e ci chiediamo effettivamente cosa serve per fare in modo che la Regione, che ha la piena responsabilità sul diritto allo studio e sulla residenzialità, possa effettivamente dialogare con le rappresentanze studentesche e investire effettivamente. E sempre a Padova c'è anche il caso di una giovane con cognome tunisino a cui è stata negata proprio la casa con il conseguente sdegno del sindaco Sergio Giordani. Questo, ha detto, è razzismo. Il suo cognome è tunisino e per questo motivo l'agente immobiliare si è rifiutato di mostrarle una casa. La triste storia di discriminazione è capitata ad una ragazza italiana con genitori tunisini che stava cercando un'abitazione a Padova. A denunciare il fatto è stato proprio il sindaco della città euganea con una lettera dai toni molto amareggiati. La giovane, dipendente dell'Università di Padova con contratto a tempo indeterminato, nata a Reggio Emilia, studia all'Università di Venezia, aveva scritto una mail al sindaco. La ragazza, dopo aver visto l'annuncio immobiliare, pensava di aver trovato una casa ideale, ma appena la gente ha visto il suo nome l'ha gelata con una frase inqualificabile e discriminatoria. Lei ha un cognome straniero per cui non può far parte della lista delle persone che possono anche solo visitare l'appartamento. Se vuole le faccio vedere un condominio dove ci sono altri stranieri. A nulla sono valse le spiegazioni della ragazza, che è italiana a tutti gli effetti. Il sindaco di Padova ha espresso solidarietà alla giovane, augurandole di costruire presto una vita felice in città. Queste cose accadevano in Alabama negli anni 50 e non sono degne di una città civile ed inclusiva qual è Padova, con un'università che da 8 secoli è simbolo di libertà e accoglienza, ha commentato Giordani. Quanto accaduto va chiamato con il proprio nome: razzismo, chiude il sindaco, augurandosi che anche i rappresentanti delle agenzie immobiliari della città condannino questo atto discriminatorio. Eccoci in studio con la nostra prima ospite, che saluto e ringrazio, il questore di Treviso. Buongiorno Manuela De Bernardini, ben ritrovata. Buongiorno a lei e a chi ci segue. Grazie per la disponibilità, perché troviamo che sia un modo giusto e corretto anche per avvicinare le istituzioni, no? Al nostro territorio e ai cittadini. Signor Questore, abbiamo parlato fino adesso purtroppo di sicurezza stradale, incidenti da una parte, sensibilizzazione dall'altra. C'è stato un altro grave incidente purtroppo nella notte proprio nei pressi della stazione di Treviso, ma insomma abbiamo visto anche a Padova si è verificato un mortale. Allora, anche nella recente festa della polizia ad aprile lei è tornata su questo tema, l'abbiamo vista in piazza a sperimentare lei stessa gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza per far capire, in quel caso si è tentato con i ragazzi delle scuole di far capire come i nostri sensi vengono limitati dall'uso, l'abuso di alcolici. È un tema questo su cui tutte le forze dell'ordine purtroppo stanno cercando di fare più che possono, e non solo le forze dell'ordine. Eppure la nostra provincia ha registrato il 21esimo morto dall'inizio dell'anno. Ci avviamo a un'altra annata con dei numeri importanti purtroppo. Sì, la provincia di Treviso da molto tempo ha questo triste primato. E le istituzioni hanno fatto anche rete, perché ci sono dei tavoli di concertazione in prefettura, presso la provincia. Si è cercato di avere una strategia di contrasto a questo fenomeno. Però possiamo fare molti controlli e li facciamo, possiamo anche intervenire sulla struttura delle strade, ma la vera prevenzione la deve fare ognuno di noi. Chi guida deve essere consapevole dello stato, del suo stato inizialmente,
delle condizioni delle strade e deve mettersi alla guida in condizione di poter guidare. È stato rilevato che molto spesso le persone non sono in perfette condizioni e quindi l'unica vera prevenzione di questi incidenti è avere una condotta, io dico sempre concentrata, e la consapevolezza che bisogna mettersi alla guida in perfette condizioni. Esatto, allora noi abbiamo visto anche modificarsi nel tempo naturalmente questo fenomeno. C'è stata una campagna battente al tempo dell'introduzione degli etilometri e quel fenomeno parzialmente in quel tempo si era un pochino ridotto. Adesso abbiamo visto purtroppo che è tornato in tanti ambiti il tema dell'abuso di alcol e purtroppo anche di droghe, perché nei controlli che si fanno ci meravigliamo ogni tanto anche noi cronisti di quanti casi si trovano di positività al volante purtroppo ai diversi tipi di sostanze. E poi c'è il tema su cui ogni volta che si parla di sicurezza stradale si torna, l'uso purtroppo degli smartphone alla guida che sta causando, lo si dice, la metà degli incidenti ormai. Vediamo anche noi che raccogliamo, non solo voi ma noi anche quando andiamo a fare la cronaca di incidenti, dinamiche assurde alle volte, inspiegabili. Sì, è per questo che è importante l'opera di sensibilizzazione. Noi andiamo, non solo le forze dell'ordine, ma anche molte altre istituzioni vanno a sensibilizzare le scolaresche. Questo è importante e dà anche dei risultati. Abbiamo notato che ad esempio molti giovani quando escono in gruppo si organizzano affinché uno di loro ad esempio non beva niente. I giovani stanno imparando pian pianino la lezione. Però bisogna raggiungere anche le fasce delle persone adulte, per questo la sensibilizzazione viene fatta anche per le strade, nelle piazze, non dico ogni settimana ma insomma più volte al mese in provincia. Ci sono eventi in piazza per portare questo messaggio anche agli adulti che forse devono rinfrescarsi un po' la memoria e stare più attenti. Tra l'altro c'è un altro tema delicato anche questo perché magari urta delle sensibilità, ma abbiamo visto anche in questi giorni un drammatico incidente con un 91enne alla guida. Ecco, c'è l'altro fronte poi, quello invece di anziani che per fortuna, perché stanno bene, sono in buona salute, guidano fino a un'età che una volta era impensabile magari e poi purtroppo spesso vengono anche magari colti da malore, ci sono tutte altre casistiche, però è un tema forse da monitorare anche quello. Cosa ne pensa? Penso che il rinnovo della patente per le persone diciamo, che avanzano nell'età è trattato diversamente da quello dei giovani, quindi ci sono controlli più frequenti e più possibilità di riscontrare un po' il decadimento delle facoltà. Però ci sono persone con una bella età molto arzille e molto insomma ancora prestanti e persone che magari possono avere un decadimento più veloce, però la normativa consente di monitorare anche queste persone. Sì, e che è un delitto magari rifiutargliela la patente, però poi sì, perché per molti è vita. È un trauma quando si perde la patente. Sì, perché significa autonomia, significa poter fare le cose da soli per un anziano. Però molti sono in grado di guidare, tutti quelli penso che abbiano la patente sono in grado di guidare, è che certo la possibilità di avere anche un malore può essere anche più frequente. Più frequente. E poi insomma altro tema sarebbe quello degli utenti fragili della strada, perché abbiamo visto in questi anni pedoni, ciclisti, so che insomma ogni tanto torna fuori il tema di appunto rifare qualche lezione, magari rinfrescare il codice della strada agli adulti appunto, non solo ai ragazzi. Ma anche i pedoni hanno delle regole di condotta sulla strada e anche i ciclisti, i motociclisti. E quindi tutti dovrebbero essere ligi alle norme e magari non tutti lo sono e bisogna impegnarsi a osservare le regole di condotta. E di grande attualità è il tema dei monopattini, signor Questore, che... Certo, perché sfrecciano, vedo, a una certa velocità e sono silenziosi tra l'altro. Sono silenziosi e poi insomma, in caso di caduta o collisione il pericolo anche per lo stesso
conducente è grande. Sì, anche perché lì c'è una normativa che continuamente si aggiorna, sì. Ci sono delle novità, ora di prenderne coscienza forse ci vuole un pochino di tempo. Allora io chiederei alla regia con Alessandro Granziera e Antonio Pol di andare un attimo in pubblicità e poi torniamo con altri temi insieme sempre al questore di Treviso, Manuela De Bernardin. Prego. Ben ritrovati in diretta, eccoci di nuovo in studio, prima edizione di Antenna 3, siamo in compagnia del questore di Treviso Manuela De Bernardin, che torno a ringraziare per la disponibilità in questo sabato. Abbiamo parlato di sicurezza stradale, tema che naturalmente sta molto a cuore anche alla Polizia di Stato, alla Polizia Stradale come specialità, e adesso parliamo invece di sicurezza in città, perché negli ultimi mesi si è tornato a parlare anche di questo tema, un po' naturalmente settimana scorsa con la violenta rapina che si è verificata da Footlooker, negozio di Corso del Popolo, quindi siamo in pieno centro, e poi nei mesi scorsi senza dubbio si era tornati ad affrontare il tema della sicurezza in quelle che sono un po' le zone più calde della città, con la rapina che c'era stata in via Zenson di Piave. Signor Questore, il dispositivo che voi mettete in campo per quanto riguarda la sicurezza della città, sappiamo che nei fine settimana c'è particolare attenzione anche rispetto a certe zone, via Roma, piazza Borsa, per tematiche anche differenti ovviamente, no? Abbiamo visto l'altro giorno, giusto, avevamo una collega in Piazza dei Signori, in un momento in cui sono intervenute le volanti alla gioielleria centralissima di Piazza dei Signori, per fortuna in quel caso per un falso allarme, ma naturalmente sono intervenute velocissime perché c'è proprio un dispositivo in atto in città e nei quartieri. Sì, vorrei dire preliminarmente una cosa. Il bisogno di sicurezza negli ultimi anni, negli ultimi decenni, si è modificato. La percezione di sicurezza non riguarda più solo i beni primari, quindi la persona, la proprietà, riguarda un po' la vivibilità. E quindi sono state declinate varie forme di sicurezza e di intervento. Il primo artefice della sicurezza, il cittadino, è la persona che con comportamenti di attenzione, di collaborazione, di realizzazione dell'ambiente in cui vive può adottare appunto comportamenti virtuosi per prevenire alcune forme di alcuni pericoli. Ad esempio, se esco di casa e lascio le finestre e la porta aperta, il rischio che qualcuno entri è più grande. Se io invece le chiudo, già ho aiutato la mia sicurezza e anche quella della collettività. Detto questo, le forze di polizia chiaramente hanno come compito primario quello di garantire la sicurezza della comunità e si atteggiano, si organizzano progressivamente con interventi sia strutturali che organizzativi per garantire le varie forme, i vari bisogni di sicurezza della comunità. Quindi la città è presidiata da tutte le forze di polizia, della polizia locale, però in questi anni l'ampliamento del bisogno di sicurezza ha comportato anche il coinvolgimento di altri attori e quindi il cittadino con quei comportamenti di cui parlavo prima, che realizza la cosiddetta sicurezza partecipata, ma poi è stata declinata una sicurezza integrata che integra lo sforzo e i compiti delle pubbliche amministrazioni tra di loro e anche con istituzioni di carattere privato, con una serie di accordi, protocolli per ampliare diciamo, gli occhi sulla città e intervenire anche con strumenti tipo i sistemi di videosorveglianza, protocolli con vari enti per lavorare assieme per realizzare la sicurezza. I reati negli ultimi decenni registrano un progressivo calo, chiaramente dopo la pandemia che ha azzerato una serie di tipologie
di delitti, e adesso dobbiamo ricominciare a vedere quale sarà il trend nei prossimi anni. Quindi chiaramente adesso c'è un aumento di eventi criminosi rispetto agli anni, al lockdown, agli anni un po' di ferma della società, e quindi dovremo vedere adesso che strada prenderà il trend di delittuosità. Certamente, ecco, in tutto questo ci sono magari questi due fronti che possono essere la criminalità comune da una parte e quelle che sono invece i gruppi di ragazzi che fanno un po', che rendono un po' movimentato il sabato pomeriggio. Ne parliamo subito, prima però mi chiedono di dar conto di una persona scomparsa proprio in provincia di Treviso. Ce lo chiede la prefettura, che ha diramato le ricerche di Anica Panfile, non so se sia corretto l'accento, 31enne di origini romene, eccola qua, una giovane donna romena residente a Treviso, scomparsa da ieri pomeriggio quando non è rientrata a casa, e ci è stato chiesto appunto di diffondere la sua fotografia in modo che chiunque abbia informazioni possa farsi vivo. Al momento della scomparsa indossava una tuta con felpa e cappuccio di colore grigio, scarpe sportive di colore rosa. Chi la dovesse vedere o incontrare è pregato di chiamare la centrale operativa dei Carabinieri allo 0422 5101 o su utenza 112, o comunque, come sempre, qualsiasi forza dell'ordine, di modo che ci si possa attivare per rintracciarla, visto che la famiglia appunto è preoccupata per lei in queste ore. Ecco, signor Questore, dicevamo la criminalità comune da una parte, magari con zone più attenzionate, e poi anche questi gruppi di giovani. Lei gliel'abbiamo chiesto anche alla festa della polizia questo tema, lei ci ha detto distinguiamo, attenzione, quelli che sono reati veri e propri naturalmente da quello che può essere anche un'eccessiva vivacità legata però magari anche a un disagio. Sì, soprattutto dopo la pandemia abbiamo assistito a un nuovo atteggiarsi dei giovani. Però già prima c'erano fenomeni nuovi che si sono poi stabilizzati negli anni, anche un po' ad onde. Mi riferisco a tutta quella serie di comportamenti giovanili di sfida e di queste continue sfide, magari per riprendersi, per avere dei like. I social in questo? In ambito ferroviario, la balena blu, come si chiama, sì. il Blue Whale in ambito autostradale, quindi queste sfide rischiosissime per la vita che spesso hanno avuto esiti tragici. È una gioventù diversa che si aggrega anche in modo diverso. Non sono baby gang, come abbiamo già parlato altre volte. Le baby gang sono forme di organizzazione criminali che colpiscono, che reiteratamente commettono reati o fanno vandalismi. A Treviso assistiamo a delle aggregazioni di ragazzi che magari vengono anche dal resto della provincia e che si vedono per stare assieme, però con questi modi diversi di atteggiarsi che tante volte creano allarme. E quindi il fatto di magari agevolare un litigio tra ragazzi per essere ripresi, andare sui social, ci crea allarme. Purtroppo queste sono però delle forme di manifestazione dei ragazzi di oggi. Quindi non ci troviamo di fronte, nel nostro caso, a baby gang, però ci troviamo di fronte a fenomeni che dobbiamo affrontare con attenzione. Magari discutendone attorno a un tavolo, magari coinvolgendo, anzi sicuramente coinvolgendo le famiglie, le scuole, perché i ragazzi devono essere sensibilizzati, devono essere formati anche ad avere forme di aggregazione, di manifestazione della loro giovinezza in maniera corretta e che non crei allarme.
Ecco, però, signor Questore, rispetto al passato noi ci troviamo spesso e volentieri a riferire di fatti di cronaca anche gravi che riguardano addirittura ragazzi minorenni. E l'impressione che abbiamo noi è che il loro numero sia aumentato perché nella migliore delle ipotesi è che ne so, la coltivazione di marijuana in casa, nella peggiore abbiamo visto l'omicidio di Varago di una settimana fa con protagonisti 2 ragazzi giovanissimi, la vittima di appena 17 anni e il presunto omicida 18. È inquietante da questo punto di vista questo abbassamento dell'età anche di soggetti che si ritrovano in mezzo a vicende decisamente più grandi di loro, vista l'età giovanissima. Cosa ne pensa? Sono fatti che non sono nuovissimi, anche una volta accadevano, adesso però ne abbiamo una diffusione molto maggiore. Però ci fanno capire che quello che manca forse ai ragazzi oggi è essere seguiti costantemente, essere formati, essere sensibilizzati, essere educati. E in questo ci dobbiamo impegnare tutti, come dicevo, dalle famiglie alle scuole che già si impegnano, noi forze di polizia, ma un po' tutte le istituzioni che si occupano dei ragazzi, perché quello che manca forse è un'educazione a diventare adulti. Ecco, e poi appunto si rischia di finire su cattive strade. Non che gli adulti spesso e volentieri diano il buon esempio. Uno dei dati che è emerso nell'ultimo anno anche da parte della Questura è l'aumento di provvedimenti nei confronti di soggetti che siano responsabili di violenze domestiche piuttosto che di atti persecutori. E anche questo è un fenomeno che purtroppo è in aumento, forse in questo caso anche perché si denuncia di più. Sì, il fenomeno della violenza domestica, degli atti persecutori, delle violenze di genere è stato attenzionato negli ultimi anni con la creazione di un apparato sanzionatorio, prima di tutto, molto importante. Possiamo dire che la reazione, il contrasto oggi in Italia a questo tipo di delitti è all'avanguardia, è molto attento. Anche gli strumenti processuali consentono appunto di intervenire precocemente per fermare alcune condotte. Di pari passo sono stati creati strumenti preventivi che sono proprio in capo al Questore per intervenire parallelamente o prima ancora del procedimento penale eventualmente istruito per stoppare subito questi comportamenti, e parlo degli ammonimenti sia per stalking sia per violenza domestica che sono molto aumentati perché c'è una diversa consapevolezza delle donne nel denunciare, perché la rete che si è creata tra le varie istituzioni, quindi magistratura, istituzioni sanitarie, scuola, centri antiviolenza e quant'altro, nel caso dei reati di genere ha funzionato egregiamente, quindi ha portato alla luce molti casi, ha reso le donne consapevoli tante volte di essere vittime di violenza e le ha supportate nel chiedere aiuto o denunciare i fatti. E il numero alto e crescente di ammonimenti è proprio il riscontro del buon funzionamento di questo sistema di prevenzione, perché noi interveniamo subito ammonendo le persone maltrattanti a cessare le condotte,
e nella maggior parte dei casi l'ammonimento è sufficiente per far realizzare i maltrattanti e farli smettere. Ecco perché quindi la maggior parte si rende conto della gravità delle azioni che sta compiendo. Molte persone cessano i comportamenti maltrattanti. Quindi avete più strumenti, diciamo, in questo momento rispetto al passato per intervenire, questo è fondamentale. Volevo dire, scusi se le interrompo, anche per intercettare le condotte, perché ci sono sistemi applicativi che adesso sono utilizzati da tutte le forze di polizia per archiviare e mettere insieme, ad esempio, tutti gli interventi che si fanno con riferimento alle persone o con riferimento a determinati civici che riguardino condotte di maltrattamento, e consentono nelle richieste successive di intervento già agli equipaggi che intervengono di sapere quale situazione troveranno, e consentono anche all'ufficio di valutare magari più interventi, più comportamenti che prima rimanevano separati, per valutare una condotta maltrattante. Beh, immaginiamo che sia fondamentale sapere cosa si può trovare in una casa, in un'abitazione in cui si intervenga per un equipaggio che esca appunto per questo genere di richieste d'aiuto. Signor Questore, parliamo di una cosa un pochino più leggera ma non tanto, tempo di vacanze tra poco e ufficio passaporti che da un po' di mesi è davvero sotto pressione. Anche questa conseguenza del Covid, ci pare di capire. Conseguenza del Covid, perché per 2 anni, diciamo, la richiesta di passaporti si è fermata, e poi la Brexit ci ha messo ci ha messo del suo, perché carico. Tutti vogliono, per poter andare a Londra naturalmente, il passaporto, per poter andare in Gran Bretagna. Quindi ci siamo trovati in tutta Italia, chiaramente, con una enorme richiesta di passaporti, e abbiamo affrontato comunque con decisione la questione. E oltre all'aumento dell'organico, l'aumento degli orari di ricevimento, a Treviso abbiamo creato un ufficio urgenze. Ufficio urgenze che riceve le segnalazioni di richiesta urgente di passaporti, preciso per qualsiasi motivo, quindi anche chi deve andare in ferie ha diritto al passaporto, giustamente, attivabile con una mail il cui indirizzo è indicato sul sito della Questura di Treviso sotto la voce rilascio passaporti, oppure telefonicamente, e indicando la data presumibile del viaggio, il motivo e indicando un numero di telefono si viene contattati e si fissa una data per la pratica. Chiaramente i tempi per avere gli appuntamenti sull'agenda online sono molto lunghi. Consiglio sempre di prendere un appuntamento sull'agenda online, quindi compilando il modulo che è previsto, anche se l'appuntamento è fissato oltre la data del viaggio, perché questo ci aiuta a velocizzare la pratica. E poi con questa mail o una telefonata, o se non c'è la possibilità di usare questi strumenti anche venendo in ufficio, riusciamo a evadere tutte le richieste. Certamente, quindi bisogna compiere i passi giusti e avere un po' di pazienza, naturalmente. Ecco, allora, signor Questore, io la ringrazio per questa disponibilità, naturalmente, e per il vostro lavoro. Mi viene anche da rivolgere un pensiero a tutti i vostri colleghi che in Emilia-Romagna stanno lavorando, tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che abbiamo visto immortalato in video e foto davvero impressionanti, e che si stanno spendendo anche a rischio della loro incolumità per aiutare le popolazioni. Che impressione le fa vedere le immagini che arrivano dall'Emilia-Romagna? Ma forse non eravamo, no, non è che non siamo abituati, ma sono sempre impressionanti, perché sembra impossibile che possa accadere ancora un'alluvione di questo genere. È bello vedere anche che tutti portano il loro ausilio. Noi come forze di polizia siamo presenti, quindi faremo e siamo lì per fare il nostro per dare il nostro ausilio, perché abbiamo anche compiti di soccorso,
e rivolgo un abbraccio a tutti coloro che sono andati, se ne sono andati, ma anche a coloro che sono rimasti colpiti da questo evento veramente tragico. Tra l'altro abbiamo visto anche molti uomini dal Veneto tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile che sono lì e a cui auguriamo naturalmente buon lavoro, di tornare presto a casa, perché la situazione abbiamo visto che è ancora in stato di allerta. Allora, grazie infinite signor Questore, Manuela De Bernardin, Questore di Treviso, per questa sua disponibilità e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Allora, vediamo se dalla regia siamo in grado, eccolo qua, di allertare il nostro Lucio Zanato che ci parla di ambiente. Invece vediamo un bello sfondo, ciao Lucio, buongiorno, un bello sfondo di Pedemontana, direi, per parlare di api. È così, perché è la giornata dedicata a questi insetti che non rispettiamo abbastanza, vero Lucio? Sì, buongiorno a tutti voi, buongiorno ad Antenna 3, buongiorno ai nostri telespettatori e buongiorno a te Lina. Sì, mi trovo con Stefano Dal Colle, presidente di Apicoltori del Veneto, e mi trovo in un luogo importante per molti aspetti, perché noi ci troviamo vicino alla chiesa di San Vigilio, siamo nel cuore della DOCG, quello che vedete alle nostre spalle è un mare di prosecco, qualche capannone, poi in fondo c'è il Montello. Siamo qui perché oggi c'è stata una giornata importante con il presidente, siamo andati in diverse scuole per una premiazione proprio dedicata alla sensibilizzazione delle giovani generazioni al mondo delle api e degli insetti. Però siccome stavamo ascoltando l'intervento del questore che parlava tra le altre cose delle baby gang e anche di episodi di bullismo, è proprio in sintonia con la lezione che ha fatto il presidente Dal Colle, perché lui è andato a raccontare ai giovani come si viene fuori dal bullismo guardando le api. Partiamo da qui e poi racconteremo anche il resto. Sì, certo. Io raccontavo a questi ragazzini che l'ape, un insetto piccolino, si difende da episodi di bullismo, si difende dal calabrone, il bullo prepotente, più forte, più grosso. Di fronte al calabrone l'ape soccombe. E che fa? Molto intelligentemente segnala il suo disagio, chiede aiuto, segnala di essere in difficoltà e accorrono le api intorno a lei, le api della famiglia. Questo per dire, insomma, a questi ragazzini, anche se ti senti un po' più esposto, più debole rispetto al bullo, cerca di chiedere, di mostrare quello che stai soffrendo e chiedendo aiuto ai tuoi amici, agli insegnanti, ai genitori, e poi non parliamo dei nonni, sono nonno e quindi i nonni capiscono, comprendono, perdonano e ti sanno consigliare bene. Ecco, questo è il primo messaggio fatto dalle api, ma i ragazzi sono sensibili al mondo delle api. Lei li ha testati oggi, ma so che va nelle scuole, fa promozione eccetera. C'è sensibilità da parte delle giovani generazioni? Sì, in generale si sta riscontrando una sempre crescente interesse e sensibilità verso l'ambiente, verso l'apicoltura, verso il mantenimento di questo ecosistema. E oggi con i bambini abbiamo visto proprio la gioia dei bambini nel lavorare, nel mettere le mani nella terra. È molto importante questo, perché poi il messaggio del bambino viene riportato a casa, agli adulti, e quindi è un passaggio un passaggio di informazioni utilissime, importantissime. Ecco, però siamo venuti qui perché vogliamo capire oggi, nella giornata dedicata alle api, come stanno le api trevigiane e come stanno le api venete. Sì, adesso sta piovendo anche adesso quasi. Stiamo vivendo un periodo mica tanto bello per la produzione. Gli apicoltori stanno perdendo il loro principale raccolto, che è il miele di acacia. Le temperature, le piogge hanno rovinato le fioriture, si avrà quasi l'azzeramento della produzione di acacia in Veneto. E noi però rischiamo di trovarlo comunque negli scaffali dei supermercati, perché? Questo purtroppo è il guaio, al danno anche la beffa, perché potremmo trovare del miele
che è nient'altro che sciroppo di mais o sciroppo di riso aromatizzato ai gusti di castagno, acacia, tiglio. E allora come fare per non prendere del miele che non è miele, che potrebbe potenzialmente, proprio per questo, non essere veramente salutare, quantomeno, non dico far male perché non si può dire, però sicuramente non fare bene quanto il miele originale. Bisogna leggere le etichette. Allora, leggere l'etichetta, c'è scritto miele italiano, c'è scritta la zona di origine. Generalmente, noi per esempio come FAI, Federazione Apicoltori Italiani, promuoviamo un sigillo tricolore che può essere applicato solo sulle confezioni di miele italiano ed è già una garanzia, leggere l'etichetta in pratica. E anche non comprare miele che costa €1 perché non sta in piedi. Il miele, allora, dai, non è possibile acquistare mieli che costano meno di €12 al chilo. C'è qualcosa che non funziona se costa meno. Ecco, se hai delle domande io vado avanti perché tra le altre cose giustifico il fatto che noi siamo qui, al di là del fatto che siamo andati a vedere, come dire, le colline, siamo stati alle scuole, siamo qui in mezzo alle colline UNESCO perché la domanda un po' spinosa che abbiamo fatto anche alla scuola qui a Sernaglia è rapporto tra apicoltori e viticoltori. C'è sempre una guerra in corso? No, non deve esserci. Non dobbiamo provocare, noi dobbiamo collaborare. L'apicoltura ha bisogno dell'agricoltura e viceversa, l'agricoltura ha bisogno di noi e questo deve essere chiaro, però quello che manca a volte è l'informazione, è la leggerezza magari di qualche operatore in agricoltura o in viticoltura, ma manca soprattutto l'informazione. Allora io mi riporto ad un'indagine che hanno svolto ex allievi del nostro favoloso Istituto Ciarletti di Conegliano. In una zona votata alla viticoltura hanno fatto questa indagine e insomma è emerso che l'8% dei viticoltori ritiene dannosa la presenza dell'ape soprattutto in fase di maturazione dell'uva. Ciò denota una crassa ignoranza, cioè l'ape non può rompere l'acino d'uva, è la vespa che può romperlo, è la grandine che può romperlo, l'ape semplicemente asciuga, recupera gli zuccheri, il liquido zuccherino e quindi asciuga evitando marciume e muffe. Quindi fa bene, non fa male. Infatti è proprio così, però bisogna comunicarlo. Tra l'altro lei continua a comunicare ovunque perché appunto lei tutte le sere è fuori, mi diceva prima sulla diretta che vorrebbe salutare la moglie perché lo vede più in televisione, più in giro che non a casa, giusto? mi perdonerà, spero. Però fa promozione lei. Sì, per esempio venerdì sono vicino a casa, sono a Ponzano, venerdì sera il 26, proprio per parlare alla cittadinanza dello straordinario percorso di una goccia di miele, un modo per informare la cittadinanza, ma cosa significa? Significa poi informare l'opinione pubblica, perché poi è l'opinione pubblica che determina i comportamenti, è l'opinione pubblica che determina anche il consumatore nella scelta e anche il legislatore nel proporre adeguate normative. Insomma. Ecco, tra l'altro lei in settimana, giusto per dire che è sempre in giro, va anche in Senato, giusto? Sì, è così, mi fieriamo ancora con mia moglie. Sì, martedì sono a Roma per un intervento come Federazione Apicoltori Italiani in Senato proprio per promuovere l'apicoltura fra gli insegnamenti nella scuola ordinaria. A proposito di scuola, torniamo quindi al punto d'inizio. Qual è la soddisfazione che ha provato oggi vedendo questi ragazzini? L'impegno, proprio la passione che ci hanno messo. Chiaramente dipende anche molto dagli insegnanti preparati, ma che hanno preparato proprio, che hanno incuriosito sti ragazzini. E ripeto, i ragazzini che erano orgogliosi di aver messo le mani nella terra, di aver estirpato le erbacce, di aver piantato dei fiori, essenze mellifere, essenze che comunque dovrebbero attirare gli impollinatori, gli insetti pronubi, prima fra tutti l'ape. 6 domande. Lucio, hai già fatto tutte le domande del caso, credo, non mi metto in competizione sulle api. Va bene, grazie e un saluto a tutti, mi raccomando, attenzione alle api, attenzione a quando le trovate in giro perché ci danno veramente una mano e sono anche un ottimo, segnalatore del nostro ecosistema. Se le avete vicino a casa, se le avete vicino ai vostri fiori vuol dire che insomma il vostro territorio funziona. Che l'ambiente è buono. E non abbiate paura perché le api non vi pungono se non sono attaccate. Si difendono soltanto, non attaccano.
A te Lina. Grazie Lucio, grazie al tuo ospite, argomenti sempre importantissimi questi rispetto all'ambiente che le persone purtroppo conoscono sempre meno e quindi è importante arrivare nelle case con questi messaggi. Allora, prima di andare in pubblicità, torniamo a vedere la foto della 31enne di origini romene di cui la prefettura sta coordinando le ricerche, Anica Panfile, 31 anni, residente a Treviso, scomparsa da 2 giorni, non è più rientrata a casa, il compagno ha sporto denuncia facendo partire dunque le ricerche. Al momento della scomparsa la giovane donna indossava una tuta con felpa e cappuccio di colore grigio, scarpe sportive di colore rosa. E allora chi la dovesse vedere o incontrare chiami la centrale operativa dei carabinieri allo 0422 5101 o l'utenza del 112 o comunque, lo abbiamo detto, tutte le forze dell'ordine sono naturalmente interessate a queste ricerche. Allora noi adesso andiamo qualche minuto in pubblicità, poi torneremo con altra cronaca e per parlare anche di lavoro. Ben ritrovati in studio, prima edizione di Antenna 3, tanta cronaca, tanti collegamenti e molti ospiti in questa nostra diretta in questo sabato. Allora saluto e ringrazio per avermi raggiunto qui in studio Massimiliano Paglini, che è segretario generale della CISL di Belluno e Treviso, e il presidente veneto di Casa Artigiani Franco Storer. Buongiorno a tutti e due, ben ritrovati. Buongiorno. Apriamo una pagina sul tema del lavoro e anche di una serie di proteste che sono in atto in tanti ambiti. Purtroppo parleremo di lavoratori che non si trovano e anche Casa Artigiani da questo punto di vista ha avuto la sua esperienza, ma prima di tutto andiamo da Ilaria Marchiori a Fusina, perché si preannuncia una protesta a giorni in tema di inceneritore. Ecco, la vedo già pronta con i suoi ospiti. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nel piazzale della chiesa di Sant'Ilario a Malcontenta, dove gli esponenti del comitato No Inceneritore Fusina stanno lanciando le iniziative di sabato prossimo del 27 maggio. Allora qui insieme a me c'è Enrico Pellegrini, non voglio portare via io spazio. Che cosa accadrà sabato prossimo? Molto sommariamente si tratta di un'iniziativa gestita dai comitati No Inceneritore Fusina, riguardante un sondaggio che porteremo alla cittadinanza circa tutti gli investimenti futuri che si stanno proiettando su questo territorio. Un territorio devastato, un territorio da decenni ormai lasciato, per così dire, in balia di se stesso, e io la dico anche a mo' di provocazione. Il sindaco qui l'abbiamo visto solo quando ha diffuso le mascherine durante il periodo della pandemia, non si è più vista nessuna figura istituzionale di rilievo illustrare e soprattutto informare ciò che stanno subendo i cittadini di questo territorio. Sabato prossimo saremo con dei gazebo, dove allestiremo appunto dei punti di raccolta di questionari che abbiamo distribuito in questi giorni, li stiamo distribuendo anche adesso, quindi spero in tutta franchezza che qualcuno si accorga che questo territorio ulteriormente ha bisogno di risposte e soprattutto di chiarezza rispetto a tutto quello che sta subendo. Mattia Donadel, bisogno di risposte. Quali risposte? Le risposte che attendiamo da troppi anni sono un diverso modello di sviluppo per questo territorio, per tutto il territorio Malcontenta in primis, perché è il più esposto, essendo più vicino all'area industriale. Da anni si parla di riconversione ecologica, di riqualificazione ambientale, eccetera, invece continuano ad essere proposti progetti che riguardano impianti estremamente pericolosi e nocivi, come quali sono gli inceneritori, classificati proprio dalla normativa come industrie insalubri di prima classe, e dove li stanno facendo questi inceneritori a 2 passi dall'abitato di Malcontenta. È per questo che sabato prossimo abbiamo organizzato questa giornata di mobilitazione che coinvolge tutto il territorio, non solo Malcontenta, ma in particolare per questi abitanti vorremmo offrire loro la possibilità di esprimersi, perché uno dei problemi è che non c'è mai un coinvolgimento diretto e chiaro della popolazione che subisce poi gli effetti di questi impianti. Quindi sarà proprio una giornata in cui gli abitanti di Malcontenta potranno esprimersi, potranno votare, e ci sarà poi nel pomeriggio tutta una serie di iniziative informative eccetera, e anche una biciclettata che di fatto sarà un corteo in bicicletta.
Ecco, infatti, proprio per andare tutti insieme per far sentire la propria voce. Esatto, cioè il problema è quello che bisogna in qualche maniera ai decisori politici far capire che la popolazione non vuole più questo tipo di impianti dopo decenni di industrializzazione dissennata, diciamo noi, che ha prodotto gravi danni all'ambiente e alla salute. Vogliamo un altro futuro per questo territorio. Pellegrini, è da tantissimo tempo che voi ponete l'attenzione sulla questione, ovviamente non avete alcuna intenzione di fermarvi. No, noi non ci fermiamo, ma sta nelle cose, insomma. Viviamo questo territorio, siamo assieme agli altri comitati, assieme al coordinamento, le cosiddette sentinelle reali di tutto quello che accade attorno a noi. Le istituzioni vanno avanti come treni, qua veniamo a sapere le cose quando praticamente sono già per essere fatte, e l'ultima novità è il piano di smaltimento fanghi che l'Eni Rewind, si chiama così il nuovo progetto, intende effettuare e realizzare qui a pochi passi, a pochi centinaia di metri. La presentazione stessa è stata fatta in un momento dove si presupponeva l'assenza da parte della cittadinanza, un altro colpo provocatorio, direi. Ma direi sta nelle cose, ripeto, noi non ci fermiamo, andiamo avanti e vediamo cosa succede, tenendo presente che oggi segniamo un punto. Sabato prossimo ci sarà appunto questo sondaggio dove realizzeremo, e speriamo, nella partecipazione della cittadinanza, e presupponendo nello stesso tempo anche un'idea stessa di sostenibilità ambientale, tanto sbandierata dalla nostra amministrazione comunale, ma nei fatti negata a pie fermo. Allora, in attesa di vedere che cosa accadrà sabato prossimo, io qui da Malcontenta ringrazio i miei ospiti, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie ai tuoi ospiti. Io presento i miei allora che mi hanno raggiunto in studio. No, li ho già presentati, abbiamo detto. Allora parliamo di lavoro. Qui sono proteste che riguardano anche in questo caso l'ambiente, che abbiamo sentito poco fa. Oggi giornata delle api, ambiente da rispettare, poi anche tutto quello che accade in Emilia Romagna senza dubbio ci avverte in qualche modo di questo. Allora, invece in tema di lavoro, la CISL Paglini ieri ha presentato uno studio che pone una prospettiva abbastanza inquietante, no? Lo si dice da un po', voi avete messo i numeri nero su bianco, tra 15 anni mancheranno, e parliamo solo della Marca trevigiana, 50.000 lavoratori. Voi questo studio l'avete fatto su Treviso, su Belluno, ma è un po' un tema diffuso dappertutto questo, no? Un dato assolutamente allarmante, rischia di mancare una generazione, diciamo, di lavoratori, con tutto quello che poi accaduta provoca in termini contributivi e in termini naturalmente di efficienza poi delle aziende. Sì, noi abbiamo fatto questo studio perché ci serviva a capire esattamente la dimensione del fenomeno, e la dimensione, quella che diceva lei, è una dimensione apocalittica, quella che abbiamo di fronte da qua ai prossimi 14 anni, perché i dati sono dati ufficiali dell'Istat del 2022, quindi abbiamo già mangiato un anno, ne mancano 14. Quindi la domanda è: cosa facciamo per far sì che questo fenomeno possa essere cambiato? Ci sono due piani di lavoro. Uno è quello del contingente, di far sì che si migliori la possibilità dei lavoratori, e chi oggi non lavora o non trova occupazione adeguata, di potersi inserire nel mercato del lavoro attraverso le politiche attive. L'altra questione è l'intervento sempre nel breve, nel medio termine, perché se anche le politiche sulla natalità, e noi auspichiamo che si incentivino le politiche di sostegno alla famiglia, di facilitazione dell'accesso al lavoro delle donne in particolare, che spesso e volentieri sono quelle che devono accudire i figli, gli anziani, e quindi si consenta questa prospettiva anche per le donne, comunque serviranno 20 anni. Cioè l'assegno unico, se produrrà effetti e quindi invertirà il trend della denatalità, cosa che non sta avvenendo perché dal 2022 al 2023 sono scese ancora le nascite, noi avremo bisogno di 20 anni. Cosa facciamo da qua ai prossimi 20 anni? Beh, non possiamo fare altro che prendere per mano il tema delle migrazioni senza la logica della propaganda e della contrapposizione ideologica, ma con il buonsenso, e far sì che possano arrivare stranieri a lavorare, comunitari ma in particolare non comunitari, ricercandoli nei paesi d'origine, quindi attraverso le ambasciate, le camere di commercio, con i tirocini professionalizzanti. Dobbiamo riprendere quel tema del tirocini professionalizzanti attraverso la formazione da fare assieme ai datori di lavoro in base alle loro esigenze. E la seconda questione è reintrodurre il visto per lavoro, che è stato superato nel 2016 perché era stata soppressa la norma, in particolare quella sui tirocini professionalizzanti, ma non solo, superando il testo unico dell'immigrazione del 1998.
Quello che noi crediamo sia necessario è un riordino della disciplina sull'immigrazione, perché dobbiamo andare a cercare le persone che servono, alte professionalità ma non solo. Peraltro c'è un fenomeno oggi in atto che è quello dei nomadi digitali, che sono figure di alta professionalità che lavorano comunque per le nostre imprese ma lavorano da remoto con contratti individuali all'estero. Cioè io credo che questo sia una cosa che in un paese normale non possa esistere, proprio perché qua ci sono aziende che hanno qualità, che hanno mercati, che hanno alte professionalità di cui hanno necessità. Credo che ci sia bisogno di buonsenso. Allora aspetti Paglini, perché noi la risentiamo nel servizio che ha realizzato ieri proprio sulla conferenza stampa che avete tenuto la nostra Marta Marangon, che dà ulteriori numeri, ulteriori percentuali, e poi torniamo su questo tema. Vediamo appunto il servizio sulla situazione del lavoro nella Marca. Eccolo qua. Noi pensiamo che se non si farà nulla nei prossimi 15 anni assisteremo a una situazione apocalittica per il semplice motivo che mancherà forza lavoro, ma la forza lavoro disponibile invecchierà. Parla di scenario apocalittico Massimiliano Paglini alla presentazione della ricerca sul ricambio generazionale nel mercato del lavoro nella provincia di Treviso, ed i dati parlano chiaro. Tra 15 anni nella Marca mancheranno 50.000 lavoratori, e se già oggi sia nel privato che nel pubblico si sconta una crescente carenza di figure professionali di tutti i tipi, dagli operai specializzati agli autisti ai camerieri fino ai medici e agli infermieri, lo scenario che si prospetta è allarmante. Per arrivare a questi numeri la ricerca ha incrociato dati demografici ed occupazionali, calcolando chi tra 15 anni ne avrà 18 e quindi potenzialmente entrerà nel mercato del lavoro, e chi invece tra 15 anni ne uscirà avendo oggi tra i 52 e i 67 anni. Facendo questa sottrazione veniamo quindi ai 76.000 potenziali persone mancanti in tutta la provincia di Treviso. Abbiamo poi applicato il tasso di occupazione che nella provincia è del 66,1% e abbiamo così il dato finale di circa 50.000 lavoratori e lavoratrici potenzialmente mancanti in tutto il territorio. Il calo della natalità produrrà effetti sempre più evidenti e drammatici, con una crescita esponenziale della popolazione anziana. Gli over 65 tra 20 anni saranno il 34% della popolazione totale, ed un drastico calo dei giovani che saranno solo l'11%. Necessari, secondo la CISL, interventi rapidi. Innanzitutto con un intervento strutturale, quindi rafforzando le politiche al sostegno alla famiglia, alla natalità, alla parità di accesso al lavoro, con lavoro stabile e a tempo indeterminato per le persone, donne e uomini che decidono di investire nella carriera professionale, ma parallelamente si deve fare un intervento rapido, urgente sull'arrivo di lavoratori dall'estero, per il semplice motivo che se anche funzionassero le misure sulla natalità e il sostegno alla famiglia ci vorranno 20 anni perché questo funzioni. Bisogna superare la logica della propaganda e gestire i flussi migratori con intelligenza. Allora, stavamo commentando già fuori dalla diretta, no, questo servizio. Presidente Storer, facciamo delle prime valutazioni sui contenuti di questi numeri e anche su quello che ha detto prima il segretario Paglini, in particolare forse sui flussi, che è un tema che interessa nell'immediato le attività economiche. Beh certo, perché non possiamo certo aspettare che facciamo figli per risolvere il problema. Queste sono politiche a lungo termine, noi dobbiamo pensare a politiche nel breve termine. Nel breve termine cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che dovremmo fare delle politiche per dei flussi migratori, magari dai paesi dell'est, dai paesi africani, da altri paesi, ma flussi controllati, per cui la politica deve creare dei flussi che siano estremamente in linea con quello che è l'esigenza attuale, ma quella che sarà anche l'esigenza futura, perché non teniamo conto che adesso abbiamo questa incombenza, ma magari in un futuro potrebbe essere una cosa al contrario. Dicevo prima, se dovesse capitare, come è già successo, una crisi finanziaria, potremmo trovarci a dover gestire un altro tipo di politica. Quindi lavoratori in esubero in quel caso, bravissimo. lei dice, per cui servono politiche estremamente elastiche. Esatto. E ovviamente questo si fa in tempi rapidi, purtroppo la nostra politica è sempre un po' lunga nel gestire questo tipo di politiche. E poi dopo un'altra cosa che si può mettere in campo subito, a nostro avviso, è quella della ricerca del personale, cioè l'offerta, le due cose, la parte imprenditoriale e la parte lavorativa, che si possono incrociare in tempo reale
perché adesso chi cerca lavoro lo cerca in un certo modo, non è più come una volta che uno si accontentava anche del posto fisso o si accontentava di un certo posto. Adesso i giovani vogliono lavorare in un certo modo, per cui a mio avviso dobbiamo cercare e creare un sistema, una rete che possa in qualche maniera trovare l'accoppiamento giusto tra domanda e offerta e in tempo reale, cioè senza tempi lunghissimi di attesa, capire se fare domanda, aspettare che qualcuno ti risponda. Noi riteniamo che dobbiamo mettere in campo questo tipo di attività. Ormai i social e il web hanno sostituito i centri per l'impiego, tra l'altro, perché si vedono sempre più annunci anche online, no? In ogni caso i ragazzi, i giovani, che sono diventati come lavoratori merce rara, dettano le condizioni adesso, col tema delle grandi dimissioni, eccetera, cioè vogliono il lavoro che fa per loro. Esatto. E questo, anche se magari viene da sorridere, è corretto o no? No, assolutamente corretto. Peraltro i giovani oggi hanno elevate competenze, quindi possono trovare facilmente il lavoro se non è gradito il posto dove stanno lavorando. Quindi il tema delle politiche attive è il tema dei temi in questa fase qui, proprio perché c'è una grande richiesta di lavoro e c'è poca forza lavoro disponibile. Però abbiamo comunque, rispetto ad altri paesi europei, percentuali di occupazione più basse, quindi vuol dire che c'è comunque una parte di persone che può lavorare e che non sta lavorando. Pensiamo ai NEET, per esempio, i giovani che non studiano e non lavorano. Servono politiche attive, la capacità di mettere assieme la domanda e l'offerta, ma soprattutto serve che le istituzioni e la politica cambi modelli organizzativi rispetto alla ricerca del lavoro e all'offerta del lavoro. E noi lo stiamo dicendo da tempo alle istituzioni e alla politica come organizzazioni sindacali, però vediamo una fatica, un po' la lentezza della politica di riuscire a dare risposte, incrociando domande e offerte e valorizzando le competenze. Per esempio la reintroduzione della formazione continua, le 150 ore che furono utilizzate 70 anni fa nel ricorrere, 50 anni fa in questo periodo la ricorrenza, crediamo che possa essere uno strumento per favorire anche la capacità dei lavoratori di riconvertirsi, perché oggi abbiamo imprese sempre più alla ricerca di personale qualificato. Oggi l'operaio semplice è sempre più in disuso, diciamo così, una brutta parola, e c'è bisogno di operai specializzati che sappiano usare macchinari complessi, e quindi la necessità di formarli rapidamente rispetto a una tecnologia che sta velocizzando i processi anche di trasformazione del mercato produttivo e del mercato del lavoro. Quindi sono tutti temi sui quali noi chiediamo che la politica e le istituzioni diano una risposta rapidamente, perché sennò comunque oggi siamo dentro già all'inizio del collo di bottiglia, quindi il fenomeno è solo all'inizio con una prospettiva nera. Tempo non ce n'è. Allora Storer, questo è un po' il punto di vista dei lavoratori, ma nel punto di vista di chi deve dare lavoro è complessa la situazione, no? È complessa. Il problema è che c'è una ricerca spasmodica adesso di lavoratori e soprattutto, come si diceva prima, di lavoratori formati. Il problema è, io parlo dal punto di vista anche degli artigiani, gli artigiani hanno bisogno di prendere un ragazzo, formarlo, e per formarlo ci vogliono almeno 1 o 2 anni, e dopodiché a questo punto te lo tieni anche questo ragazzo. Il problema adesso è che dobbiamo cercare della forza lavoro che non si trova, che molto probabilmente viene dall'estero, per cui c'è tutto un sistema che come diceva, a un certo punto si interrompe, no? Perché nel momento in cui troviamo anche il giovane c'è questo problema di formarlo, e questo porta via tempo, no? E il tempo adesso ci è nemico da questo punto di vista, e le imprese sono veramente in difficoltà. Il fatto di cercare, per questo che noi puntiamo molto come Casa Artigiani adesso a proporre, e lo proporremo anche agli enti bilaterali dove siamo partecipi, di formare questa rete, di fare una piattaforma ben definita, perché i centri per l'impiego, a nostro avviso, e ne abbiamo avuto prova anche noi nel nostro interno, che abbiamo fatto una ricerca di personale, non hanno funzionato bene. E allora, oltre al centro dell'impiego, che avrà le sue problematiche, avrà anche una carenza di personale, forse si è affidato anche alla tecnologia nel digitale. Noi crediamo ancora molto ai nostri sportelli, ai sportelli che ha il sindacato, a fare una rete in cui i lavoratori e le aziende
possano intrecciare la loro domanda e offerta. Senta, perché? ma lei parla di giovani, ma Sì. questi 55-60enni che magari non hanno un impiego, quelli li assume qualcuno? Io sono convinto di sì. Perché, Torneranno anche sì, loro sì, buoni, sì. voglio dire, a questo punto? Ma perché? Perché hanno le competenze. Ricordo che da poco, assieme alla Regione, abbiamo fatto il maestro artigiano. Abbiamo messo in piedi il maestro artigiano. Perché? Sempre per cercare di trasmettere le competenze. Perché vogliamo che le persone che hanno questa età dai 50 ai 60, anche chi sta andando in pensione, possa in qualche maniera trasmettere le competenze alle persone. Poi dopo c'è anche un altro tema, devo essere sincero, cioè vedo che chi è in cassa integrazione per lunghissimo tempo, ci sono aziende statali che hanno messo in cassa integrazione persone per vari anni, oppure chi ha il sussidio per disoccupazione, magari non viene mai chiamato per proporgli un lavoro. Per cui dico, l'ufficio del lavoro, i centri per l'impiego dovrebbero, secondo me, attivarsi per dare anche una possibilità di formazione o di impiego, però vediamo che questo non succede, per cui diciamo, se tu anche la Regione dovrebbe in qualche modo attivarsi da questo punto di vista. Non possiamo permettere, ormai diciamo che la carenza di personale è talmente cronica che dobbiamo andare alla ricerca di tutte le risorse che si possono impiegare nel territorio. Senta, ma secondo lei, per la vostra esperienza, il famoso reddito di cittadinanza, Sì. tanto discusso, ha influito veramente in questo senso? Poi nel nostro territorio forse è relativa questa cosa. Allora, io penso che nel nostro territorio, come dice lei, è relativo. Non credo abbia influito tanto. Vorrei proprio vedere adesso che è stato tolto se le cose cambieranno, ma non penso che sia stato proprio così. Io per esperienza, per i miei contatti, i contatti che ho io, le imprese, forse in certe realtà qualcosa è successo, però devo dire la verità che il reddito di cittadinanza, da quello che so io, funzionava che il centro per l'impiego doveva proporre dei lavori e dopo la terza proposta, se non andava a buon fine, perdevi il reddito. Ma da quello che so io, non tutti i centri per l'impiego hanno funzionato da questo punto di vista, per cui non tutti hanno dato quello che doveva essere lo strumento giusto a questi ragazzi per poter, a chi è necessità, ragazzi, persone, famiglie, insomma, questo strumento. E si è preferito, secondo me, lasciargli il sussidio, io chiamiamolo sussidio, insomma, per poter Era una strada più avanti. facile. No, questo secondo me, per cui secondo me c'è una mancanza, proprio, è partito con una certa volontà, con un certo presupposto, però poi si è perso per strada, come spesso succede da noi, si parte di buona volontà, poi dopo non viene realizzato, non vengono fissati bene e incentivati e date le giuste coordinate a chi veramente deve mettere in campo queste iniziative. Purtroppo lo abbiamo visto su tanti fronti. Secondo lei, Paglini, il reddito di cittadinanza ha in qualche modo stoppato questa disponibilità occupazionale oppure in realtà il tema è un altro? Nelle nostre zone no, perché le percentuali di erogazione del reddito di cittadinanza nel nord, in provincia di Treviso, sono dello 0, se andiamo a vedere a Napoli il 13% della popolazione, allora può darsi che abbiano frenato l'immigrazione dal sud verso il nord di una parte dei lavoratori, però il reddito di cittadinanza, al reddito di cittadinanza mancava un pezzo, come diceva prima il Presidente, ovvero la parte di offerta e di ricerca del lavoro, cioè quello che manca adesso comunque, che è quella dell'incrocio domanda e offerta, doveva essere realizzato con il reddito di cittadinanza e non è stato realizzato. Quindi si è rimasti con uno strumento monco che doveva accompagnare chi non aveva il lavoro a un sostegno e a chi lo perdeva a lo stesso sostegno. E invece è rimasto solo il reddito di cittadinanza. I Navigator sono fortunati perché hanno trovato lavoro, ma per loro e non hanno adempiuto agli obiettivi che gli erano stati assegnati, ma perché? Perché c'è proprio una carenza e una farraginosità del sistema pubblico nella offerta di lavoro e in effetti i centri per l'impiego non sono i soggetti principali che oggi sono in grado di offrire e gestire il lavoro. Principalmente sono le agenzie del lavoro, che sono agenzie private che fanno questo tipo di di attività. Però noi crediamo che ci sia bisogno di integrare tutta questa parte del pubblico e del privato, soprattutto con una regia diversa. Non è possibile che oggi ci siano ancora, anche nella nostra provincia, 20.000, 25.000 NEET, giovani che non studiano e non lavorano,
e ci siano le carenze strutturali delle aziende e anche del pubblico, della pubblica amministrazione. In provincia di Treviso c'erano 7 posti disponibili per l'ispettorato del lavoro, ne sono stati assegnati 3, 4 sono vacanti. In provincia di Belluno erano 4 disponibili, ne sono assegnati, neanche uno è stato assegnato perché nessuno vuole andare a fare quel tipo di attività, ispettorato del lavoro. Quindi poi abbiamo la necessità di capire com'è che facciamo le verifiche per la sicurezza nelle aziende, assieme alle aziende. Cioè sono tutte tematiche, poi lasciamo stare la sanità che è un buco nero purtroppo in termini di carenza di medici e operatori sanitari. Sì. C'è il tema di come li paghiamo, perché se nella sanità i contratti sono bloccati da 15 anni, voi capite che un lavoratore va a cercare qualcos'altro e non si ferma, non si limita a lavorare nelle case di riposo. Certamente. E poi allora ci sono casi limiti come quello che è toccato proprio alla vostra associazione. Andiamo sul sito della Tribuna di Treviso che aveva riferito pochi giorni fa questa vicenda. 6 mesi di ricerche per assumere un ragioniere. L'associazione segnala problemi nella catena di reclutamento. Eccola qua, nulla da Centro per l'Impiego, Veneto Lavoro, Regione. Sto ragioniere l'avete trovato? No. Siete ancora senza? Sì, siamo ancora senza e non l'abbiamo trovato, ma quello che c'è più ci ha lasciato sconvolti sono i tempi, perché poi i centri per l'impiego hanno messo, ci hanno dato delle risposte, ci hanno rimandato ad altre, per cui ci hanno detto vai sul sito della regione e lì adesso c'è un nuovo programma che si chiama GOL, che serve appunto per entrare, fare la ricerca eccetera, però non so di preciso come funzioni, però da quello che ho capito io funziona con un sistema di incrocio di dati, intelligenza artificiale, presumo che deve inserire. Ma a noi sembra che non abbia funzionato, perché ci abbiamo messo 6 mesi solo per chiedere se c'era la possibilità di qualcuno che volesse venire a fare il ragioniere da noi o avesse comunque le caratteristiche che noi richiedevamo, perché alla fine il concetto è questo: noi chiedevamo delle caratteristiche di una certa persona, no? E penso che sia questo uno dei temi, per questo che noi vorremmo tanto che questa ricerca fosse demandata agli sportelli degli sindacati e delle associazioni di categoria, anche agli sportelli, perché anni fa c'era una rete di questo tipo e funzionava bene. Ho assunto anche io una persona in questo modo, perché tu vai davanti, vai dal tuo sportello, al tuo sportellista, alla tua associazione di riferimento, al sindacato, e chiedi: io avrei bisogno di questa persona con queste mansioni, con queste qualifiche. Lo sportellista si mette lì e fa una ricerca e parliamo subito e mettiamo in contatto subito le persone. Mi sembra una cosa talmente rapida, efficace, che non questa che abbiamo visto, questa esperienza, insomma, abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Insomma. Certo che se questo livello non funziona, pensare di mettere in piedi tutto un tema decreto flussi, eccetera, di flussi regolati, diventa complicata. Se posso, il programma GOL è un programma che ha una sua logica ed ha come dire, è stato concepito correttamente. Cos'è che non ha funzionato? Almeno fin tanto che non l'hanno corretto, perché so che la Regione sta lavorando. Certo. C'era un algoritmo che non faceva girare l'incrocio domanda e offerta, quindi il programma GOL prevede una profilazione del candidato che chiede di essere formato e in base e la compilazione delle sue competenze, e poi in base alle sue competenze l'incrocio con l'offerta, e non funzionava l'algoritmo. Per 6 mesi si è riempita la banca dati di profili e di richieste di formazione e non si riusciva a incrociare, però la Regione ha dichiarato che sta lavorando, stava correggendo il funzionamento dell'algoritmo. Quindi non solo le persone ma pure l'algoritmo, non ne vediamo fuori, senza dubbio. Allora noi andiamo in pubblicità, eccole là, previsioni del tempo, pubblicità, poi torniamo e vediamo com'è la situazione proprio nella sanità, che abbiamo detto buco nero dal punto di vista purtroppo del personale. A tra pochissimo. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al Meteo. Una perturbazione influenza il tempo sul nostro territorio, che nella giornata di sabato 20 maggio sarà a tratti instabile. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi cielo più nuvoloso con qualche pioggia sui monti ma fin verso le pianure. Fenomeni meno probabili tuttavia sulle zone costiere e più interne della nostra regione. Venti tesi dai quadranti nord-orientali.
Temperature in continuo aumento, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 21 e 25 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili schiarite temporanee. Nel pomeriggio rovesci sparsi, più probabili in montagna, ma possibili appunto anche sul resto della regione. Soffierà bora moderata in pianura e sulla costa. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove permarranno condizioni di variabilità con molte nubi e locali rovesci, soprattutto nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 20-22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 in questo sabato. Allora siamo in compagnia di Franco Storer, presidente di Casartigiani Veneto, e Massimiliano Paglini, che è segretario generale della CISL di Belluno e Treviso. Andiamo a vedere il servizio sulla protesta dei lavoratori precari di IOV e Istituto Zooprofilattico. Per un cavillo i loro contratti e quelli di altri migliaia di ricercatori italiani non sono stati stabilizzati. Vediamo. In questi giorni, per una motivazione di natura tecnica, a livello di Parlamento non è passata la disposizione per la stabilizzazione dei ricercatori del supporto alla ricerca dell'area sanità. Questa è la denuncia dei sindacati per colpa di un cavillo. In 120 ricercatori di IOV, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, non vedranno i loro contratti stabilizzati. Noi pensiamo e chiediamo veramente a tutti un aiuto, anche al Veneto, anche alla Presidente Zaia, che si faccia portavoce in Consiglio Stato-Regioni e anche ai direttori scientifici, di dire che questa cosa è inammissibile. La delusione è tanta da parte dei lavoratori precari. Questa volta sembrava fatta, perché alla Camera i deputati avevano votato alla maggioranza l'approvazione di questo emendamento che permetteva la stabilizzazione di tutti i lavoratori della ricerca. Sinceramente è stato stralciato questo emendamento per una pura questione tecnica e ha lasciato nell'amarezza moltissimi lavoratori che effettivamente l'unica cosa da dire era ci speravano moltissimo. La ricerca pubblica in Italia rischia di perdere centinaia di addetti. Ci sono persone che hanno anni e anni di precariato alle spalle. Io a questo punto quasi quasi potrei dire che sono tra quelli che ne ha meno alle spalle, perché comunque ci sono appunto dei colleghi che arrivano a 25-30 anni di precariato. Ecco, facciamo a gara a stabilire il record di precariato, no? Ecco, questo servizio ci dà lo spunto per parlare dei contratti, perché c'è anche questo tema. Allora, una volta che si arriva a trovare un posto di lavoro, si trovano condizioni decenti, prima lei accennava, a parità di mansioni, di competenze, si va in cerca naturalmente della retribuzione più alta. Nella sanità in particolare non c'è storia con l'estero purtroppo, e in generale però c'è tutto il tema appunto legato alle condizioni di lavoro, ai contratti, no Paglini? Sì, in particolare nella pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione purtroppo è il datore di lavoro peggiore, me la faccia dire così, perché nella pubblica amministrazione purtroppo la precarietà è molto più rilevante che in altri settori del privato. E in più la pubblica amministrazione, cioè lo Stato, non rinnova i contratti collettivi perché non ci sono le risorse. Una delle cause per cui i lavoratori scelgono di andare a lavorare nel privato, perché possono comunque trattare anche una parte individuale della retribuzione. Quindi la prima questione è rinnovare tutti i contratti. Alla scadenza non si può. L'altro giorno eravamo in piazza con le guardie giurate, sono 7 anni che aspettano il rinnovo del contratto e alcuni di loro vengono pagati 5 euro all'ora. Poi qualcuno dice ma serve il reddito minimo. No, non serve il salario minimo, serve il rinnovo dei contratti alla scadenza con l'adeguamento al recupero del valore, del potere d'acquisto dei salari. Se si fa questo non c'è bisogno di salario minimo e c'è sicuramente una qualità del lavoro migliore, perché poi ci sono le condizioni di lavoro, oltre
oltre ai contratti e ai salari. E purtroppo la difficoltà di trovare personale nella sanità come nelle case di riposo ingenera un altro fenomeno che è quello dell'abbandono, perché i lavoratori non sono più disponibili a lavorare 12 ore al giorno, a non poter fare le ferie, a non vedersi pagati gli straordinari al momento in cui li fanno, cioè c'è una situazione che non è sostenibile. Quindi il rinnovo dei contratti è una delle richieste che noi stiamo facendo alle controparti private e pubbliche in particolare, perché soprattutto il settore pubblico è in forte ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi. Senta Storer, ma adesso noi vediamo anche sui giornali spesso e volentieri dei pezzi del tipo offro 2.500 euro al mese ma non trovo nessuno, offro questo, offro quello, ma poi è vero che gli stipendi sono buoni, quelli che vengono offerti? Beh, io posso rispondere per quanto riguarda il mondo dell'artigianato. Io seguo molto la parte che riguarda l'EDI e il metalmeccanico e devo dire che per certe figure c'è la richiesta e possono essere pagati anche molto bene. Come le dicevo prima, quando specialmente nel mondo dell'artigiano, quando richiedo una figura, devo essere sicuro che quella figura corrisponda a quello che voglio. Allora io sono sicuro che gli artigiani sono disposti a pagare quelle cifre, non è che non siano disposti. C'è un mercato nel mondo dell'artigianato dove ci si ruba le figure e a suon di compensi. Di aumenti, sì, certo. Su questo è poco ma sicuro. Per cui è vero che non può essere generalizzato, è ovvio, perché le figure, però stiamo parlando di figure specializzate, che è quello che il mondo dell'artigianato richiede, diciamo. Ecco, questo nulla toglie che ne sono più che certo. Noi come artigiani abbiamo bisogno anche dei ragazzi che non sanno o sono le prime esperienze, di accoglierli e di insegnargli il lavoro. Io sono dell'idea che qualsiasi artigiano ha questa passione e vorrebbe avere il ragazzo di bottega come si faceva una volta, che però è la cosa più difficile da trovare adesso, perché molto spesso i ragazzi puntano quasi sempre a orari di lavoro, diciamo, ristretti, perché hanno altre esigenze, vogliono anche divertirsi, diciamo, oppure avere altre attività oltre al lavoro, e in più parlare di un salario, diciamo, che potrebbe essere già importante. E questo è il problema, perché io non posso darti un salario importante e assumerti a tempo determinato quando ho bisogno di almeno un paio d'anni per insegnarti, per spiegarti, e questo e lì nasce purtroppo la problematica. Certo, sicuramente. Anche se anche su questo si potrebbe parlarne, no? Sì. Nel senso che poi ci sono tanti aspetti da questo punto di vista, e poi ci sono discussioni in corso in tutta Europa, la settimana corta, eccetera. Si potrebbe ripensare anche tutto l'assetto in realtà di quello che è il mondo del lavoro. Comunque andiamo invece altro fronte ancora, l'aeroporto Marco Polo, sciopero, sappiamo che ieri doveva essere una giornata di sciopero dei trasporti, rimandato per la situazione di emergenza naturalmente che si sta vivendo in Emilia-Romagna, ma la tensione anche su questo fronte resta alta, con i sindacati che denunciano situazioni lavorative intollerabili. Sentiamo. Può capitare anche di giornate con addirittura 14 ore di lavoro senza stacco, proprio perché mancando personale e avendo l'esigenza di coprire i voli, il personale salta da un aereo all'altro senza mai fermarsi e andando anche a scaricare i bagagli. Lavoratori aeroportuali con una paga da fame, con turni massacranti e senza un futuro sereno, denunciano CGIL, CISL, UIL e UGL, che vista l'emergenza in Emilia-Romagna hanno soltanto rimandato la giornata di sciopero del trasporto aereo del Veneto, una protesta che rimane in piedi dai pesanti carichi di lavoro sotto il sole e sotto la pioggia per gli addetti al carico-scarico bagagli, a rischio aggressioni per chi lavora al bancone del check-in, secondo il sindacato circa 2 al mese al Marco Polo di Venezia, ad opera di passeggeri che il boom dei voli low cost ha abbassato di livello e che di fronte ad un problema può avere reazioni scomposte. Qui abbiamo uno stipendio medio di 1.400 euro. Questi sono per il personale che lavora a tempo pieno, invece abbiamo dei stipendi più bassi naturalmente per chi è a tempo parziale. Il benessere che il turismo dovrebbe portare a Venezia, secondo i sindacati, all'aeroporto è solo di passaggio. Qui si lavora tanto e si guadagna poco e chi può cambia occupazione non appena se ne presenta l'occasione, in un contrasto stridente tra l'agiatezza del turista e
e le ristrettezze di chi col turismo lavora. Essendoci poco personale vengono richiesti spesso mancati riposi e quindi le persone non beneficiano della salute e del lavoro. È vero che molti cercano di andarsene e che siamo sotto organico all'aeroporto? Siamo sotto organico, non si trova gente, il mancato investimento sui lavoratori genera un problema cronico e grave. Questa è la situazione, Paglini, però magari si potrebbe essere più generosi? Ripeto, rinnovo dei contratti collettivi e l'adeguamento al costo della vita è fondamentale per poter superare queste situazioni che sono indignitose per un paese civile che si dichiara di essere civile. Dopodiché c'è il tema anche di come distribuiamo le risorse, perché abbiamo aziende che in questo periodo, anche in epoca Covid, magari quelli dei trasporti meno degli aeroporti, però a molte aziende hanno fatto utili stratosferici. C'è un problema distributivo delle risorse in questo paese. Noi come CISL stiamo presentando, abbiamo già depositato in Cassazione un progetto di legge che mira ad applicare l'articolo 46 della Costituzione, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Significa entrare nei meccanismi distributivi e gestionali delle imprese, assieme alle imprese, nell'ottica di creare valore nel lungo termine e distribuirlo equamente. Cosa che in altri paesi europei è stata fatta, succede già, penso alla Volkswagen in Germania, in una situazione di crisi ha avuto il tempo di potersi ristrutturare assieme ai rappresentanti dei lavoratori in un modello duale, ha rilanciato l'impresa, il marchio e ha distribuito premi di produttività importanti. Quindi noi crediamo che sia il tempo di cambiare il modello organizzativo di questo Paese, ma non andando a pescare esperienze che non sono nostre, perché l'articolo 46 della Costituzione esiste da 75 anni quando è nata la Costituzione, però è caduta nell'oblio, quasi fosse una bestemmia dire che i lavoratori possono gestire assieme alle imprese, ai datori di lavoro, le imprese. Peraltro mi risulta che anche associazioni di categoria degli artigiani stanno lavorando nella formazione dei datori di lavoro in quest'ottica qui. Lo scopo è far capire ai datori di lavoro quanto è importante ingaggiare, proprio in quello che dicevamo prima, i lavoratori nei processi decisionali delle imprese, perché i lavoratori conoscono le imprese, anche le imprese piccole e soprattutto quelle grandi. Quindi c'è bisogno di cambiare paradigma nell'organizzazione del lavoro. Crediamo che questo Paese sia oggi nelle condizioni di poter fare un salto di qualità. Auspichiamo che la politica dia un segnale, perché noi raccoglieremo le firme per il progetto di legge di iniziativa popolare, poi la politica deve farlo diventare legge. Cosa ne pensa Storer? Sempre parlando dal punto di vista degli artigiani, ritengo che gli artigiani, quando hanno i propri dipendenti, lavorano in una famiglia. Cioè, io dico sempre che è una famiglia, per cui già adesso, senza andare a mettere mano a leggi o imposizioni, il proprietario di un'azienda collabora, lavora in equipe con i propri dipendenti, ma a livello anche di famiglia, nel senso i dipendenti fanno parte dell'azienda, fanno parte della propria azienda e sanno che più danno a questa azienda e ovviamente più arriverà anche a loro come famiglia, come dipendenti. Per cui ritengo che sia giusto che i datori di lavoro abbiano un rapporto corretto e proficuo con i propri dipendenti, ne traggono vantaggio tutti e due, cioè nulla da eccepire da questo punto di vista, magari che sia normale, frutto di norme, magari questo da capire, però diciamo che nel mondo artigiano già succede. Esiste già. Andiamo a sentire i cittadini adesso, perché la redazione di Vicenza ha realizzato un'inchiestina tra cittadini, appunto, parlando di aspettative per il futuro e mettendo sul piatto denatalità, inflazione naturalmente e proprio salari inadeguati. Sentiamoli. È ottimista, pessimista? In questo momento c'è il giro di boa delle elezioni, al di là adesso dei partiti. Bisogna avere fiducia, altrimenti cosa facciamo? Ci spero molto. Siamo ottimisti e diamo fiducia perché la società deve migliorarsi, dobbiamo essere fiduciosi perché stiamo passando un momento difficile e quindi tutto si deve migliorare. Pessimista, quello sì. Perché allora questo? Perché le cose non funzionano mai bene qui in Italia. Una cosa che le preoccupa in particolare, la natalità, il lavoro. La pensione soprattutto, perché fra poco andrò in pensione, allora. A essere pessimisti non c'è da guadagnarci niente.
C'è qualcosa che la rende ottimista o è un atteggiamento mentale? È un atteggiamento mentale, assolutamente. Vicenza dovrebbe proporsi come città di cultura. Questa è l'unica possibilità per Vicenza in questo momento. Vicenza città, il centro storico è spopolato, io non vivo in centro, vivo in un paesino vicino e ho notato che la città sta perdendo molto, sia in termini di attrattiva, così anche per la popolazione locale, ma soprattutto sul piano culturale con la Basilica che dovrebbe essere sfruttata 12 mesi l'anno e non in modo occasionale. Non so come finiremo, però è tutto soft. Per esempio, non so, per esempio, è presente che in Calabria sono arrivati i medici da Cuba, ma non avevamo il sistema sanitario migliore al mondo. Ecco, per cui non vedo segnali di miglioramento. Fiducia nel futuro. Fiducissimo. Ecco. Spero essere fiduciosa, speriamo. Sono un po' pessimista perché penso che in città ci sono pochi giovani. Quindi la maggior parte delle persone hanno una certa età e sono più verso una certa corrente piuttosto che un'altra. Quindi secondo me è spazio ai giovani. Beh, insomma non potevo mica lamentarsi a Vicenza. Mi pare che anche ai politici che fa sapere. Ero ottimista, pessimista e perché? Sempre ottimista, nel senso prima o poi arriverà una testa che riuscirà a sbrogliare un po' tutto, spero. Poi sì, non sono proprio così aggiornata su tutto quanto. Non lo so, io penso che il peggio l'abbiamo un po' passato anche, bisogna pensare a guardare avanti un attimo con un ottimismo, con fiducia, perché sennò è un ammazzarsi. Cioè bisogna un attimo crederci, ecco. Ovviamente ci sono stati i problemi, la città dei problemi, le nascite, il costo, tutto quello che vuole, però anche i nostri nonni hanno avuto i loro periodi, le loro crisi e probabilmente noi siamo una generazione, parlo per me, che ci stiamo dentro e ci tocca. Un commento veloce, Paglini, a queste considerazioni. Io credo che chi è pessimista tendenzialmente non lo dichiara, quindi dichiara chi è ottimista che è ottimista. Purtroppo noi quello che rileviamo è che c'è molto pessimismo in una fascia di popolazione, in alcune fasce di popolazione, ma che sono quelle, dicevo prima, non si fanno sentire. Però cercano comunque di guardare avanti. Però noi crediamo che il compito delle parti sociali, della politica, delle istituzioni sia quello di ridare prospettiva al Paese. È un Paese che in 30 anni non ha visto crescere i salari, è un Paese che ha un'inflazione che oggi viaggia al 10%, mentre in altre parti dell'Europa sta scendendo, perché purtroppo i profitti sono ancora tanto elevati, perché le imprese giustamente cercano di tenere in equilibrio i bilanci attraverso l'aumento dei listini. Però qui c'è sempre il tema, dicevo prima, distributivo. Le risorse ci sono, vanno distribuite in un altro modo. C'è troppa polarizzazione nella distribuzione delle risorse. Abbiamo grosse fette di popolazione che oggi sono sotto la soglia di povertà e stanno aumentando, cioè la fetta di popolazione, la parte di popolazione che sta sotto la soglia di povertà sta aumentando. Se noi pensiamo che questo sia un paese normale, noi crediamo di no. Per quello stiamo chiedendo al governo, attraverso anche le manifestazioni che stiamo portando avanti con la mobilitazione nazionale, di cambiare la direzione. C'è troppa evasione fiscale, c'è troppa sanità privata, c'è troppo poca valorizzazione delle competenze anche nella pubblica amministrazione, tutti interventi che sono necessari per rimettere il Paese in una direzione di crescita e di sviluppo. Benissimo, lei ottimista o pessimista? Io sono sicuramente ottimista perché veniamo da una pandemia. Abbiamo avuto e prima della pandemia veniamo da una crisi finanziaria, dopo la pandemia abbiamo la guerra in Ucraina, abbiamo avuto un rialzo dei costi energetici, eppure nonostante tutto abbiamo avuto un rimbalzo talmente buono che l'Italia comunque ha un buon percentuale di crescita anche certificato dalla Comunità Europea. E il fatto che ci siano tutte queste richieste di offerte di lavoro, tutti questi cartelli che vediamo in giro, ci fa ben sperare. E tutto questo anche nonostante la grande burocrazia che abbiamo in Italia e le difficoltà che hanno le imprese a muoversi in questo territorio. Eppure nonostante tutto siamo riusciti ad avere questi numeri ed avere questo. Per cui ritengo che si possa essere fiducioso, si può essere fiduciosi. Bisogna esserlo, insomma, anche perché le alternative non ce ne sono molte. Allora io vi ringrazio moltissimo di aver partecipato alla nostra diretta. Ricordo Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno e Treviso, grazie. A voi, grazie.
E Franco Storer, presidente di Casartigiani Veneto. Grazie mille. Grazie. Allora, una storia di a lieto fine ci arriva da Vicenza ed è legata alla adunata nazionale degli alpini in quel di Udine. Ce ne parla Luisa Bertini, eccola, la vedo, che è in collegamento con un ospite. Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Maurizio Gambaretto, caposquadra della sanitaria ANA Vicenza, tornato da pochi giorni da quella che è stata la grande adunata nazionale di Udine, in cui ancora una volta gli alpini sono stati protagonisti non soltanto per la festa ma proprio per dimostrare la concreta vicinanza con le persone e il soccorso, perché voi siete stati impegnati anche in un soccorso. Sì. Ci racconta cosa è successo? Sabato scorso un signore che stava partecipando alla festa si è accasciato al suolo improvvisamente e un'infermiera che era nei paraggi l'ha soccorso immediatamente. Ha allertato la squadra sanitaria che era a 20 metri, i quali sono intervenuti immediatamente praticando il massaggio cardiaco e la ventilazione assistita. Sono state applicate le placche del defibrillatore, è stato defibrillato, nel frattempo è arrivato il 118. Un nostro collega è salito in ambulanza assieme al personale del 118, continuando a praticare il massaggio cardiaco, è stato portato in ospedale per le cure del caso e fortunatamente il signore ne è venuto fuori e sta bene. Voi adesso siete ancora in contatto con questa persona, l'avete salvato, è quello che lei definisce un intervento di una squadra congiunta, perché chi è intervenuto? Esattamente, praticamente nella squadra c'era un collega di Vicenza, un collega di Padova, uno di Bergamo e uno di Torino. È importante perché si lavora in sinergia, si fanno esercitazioni congiunte in modo tale da poter lavorare appunto in maniera perfetta e appunto in sinergia. E dietro le penne nere in realtà ci sono tante squadre specializzate, oltre a quella sanitaria quali altre squadre ci sono? All'interno della protezione civile dell'ANA, oltre alle squadre sanitarie, ci sono le squadre cinofile, logistiche, alpinistiche, idrogeologiche e le squadre antincendio. Ecco, la vostra sanitaria fa capo all'ospedale di Bergamo? Sì, noi facciamo parte del GIMCA, dell'ospedale da campo di Bergamo, purtroppo conosciuto solo al momento per la pandemia che c'è stata nel 2020. Ecco, io ringrazio il signor Gambaretto che ovviamente ci ha portato una storia di umanità e di salvezza, ricordando che appunto gli alpini sono sempre in prima linea, e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al tuo ospite per questa bellissima storia. Alpini che sono spesso e volentieri anche donatori di sangue. Allora proprio dall'Avis arriva un appello, mancano sangue e plasma, tanto che l'Associazione dei Donatori ha iniziato una campagna forte per intercettare proprio i donatori. Vediamo. Donatori di sangue e plasma chiamati al cellulare, nuovi donatori rintracciati attraverso messaggi come questo. L'Avis corre ai ripari dopo il calo fisiologico di donazioni post-Covid e in vista dell'estate con una campagna a tappeto, perché non è permesso restare senza sangue. Ci sono dei donatori che per motivi di salute, per motivi di raggiungimento di età per cui non possono donare, che magari vengono meno. Di conseguenza abbiamo bisogno di ampliare le nostre fila di donatori. Chi non lo è ancora donatore si ricordi che chi sta male ha bisogno di noi. 4 donazioni all'anno, questo è il limite oltre il quale non è possibile andare. Un trend che però è andato via via scemando negli ultimi anni. Ora chi dona lo fa una, massimo 2 volte l'anno. Anche per questo le sacche che arrivano al centro trasfusioni sono di meno. Non c'è più lo storico donatore che donava 4 volte all'anno i globuli rossi, il sangue intero. Di conseguenza dobbiamo ampliare le file anche per questo motivo.
la società è cambiata e anche nella donazione sta cambiando qualche cosa. La ricerca oggi si allarga ai giovani, nuovi donatori che consentano di sopperire alla richiesta delle sale operatorie. Salvavita come gli emoderivati, farmaci prodotti dal plasma sono fondamentali per persone affette da patologie sempre meno rare. Plasma che il nostro paese importava anche dagli Stati Uniti, oggi non più autosufficienti. Di conseguenza dobbiamo essere noi autosufficienti, fare in modo che il plasma non venga a mancare. Ci sono delle malattie particolari che non menziono perché ce n'è più di una, che hanno necessità giornalmente di avere i plasma derivati, altrimenti non hanno una qualità di vita accettabile per un essere umano. Di conseguenza dobbiamo assolutamente donare il plasma. Noi tra pochissimo parleremo con un'altra ospite di una malattia particolarmente invalidante. Intanto andiamo per qualche istante in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Prima edizione, ben ritrovati, riprendiamo con quest'ultima parte della nostra diretta. Vedo già collegata, e le do il benvenuto, Martina Santagiuliana, che è modella, attrice e blogger di Recoaro. È giusto? È tutto corretto? Martina, buongiorno. Sì, tutto corretto, grazie, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei Martina, perché parliamo di un argomento particolarmente importante che lei ha voluto da soggetto direttamente interessato anche portare, diciamo, all'attenzione di più persone possibili, proprio per non far sentire chi è affetto da questa malattia isolato e in qualche modo abbandonato a se stesso. La retticolite ulcerosa, questa malattia purtroppo di cui anche lei soffre e che per almeno un paio di volte l'ha vista in condizioni molto gravi, anche se è una donna giovanissima, Martina, 33 anni e le hanno diagnosticata da piccolissima, è così. Ci racconti un po' la sua storia legata proprio a questa patologia? Sì, allora il mio esordio con la rettocolite ulcerosa è avvenuto prestissimo all'età di 4 anni e è stata una forma invalidante ma fulminante, perché non si sono mai riusciti a spiegare il motivo di questa aggressività. È una patologia che attacca la parte del retto e del colon, andando a forare e creando delle ulcere in cui portano a scariche diarroiche e muco, dolori ovviamente lancinanti alla pancia e tutta una serie di complicanze, perché poi si perdono liquidi e tutte le vitamine che ci vanno dietro. È stato un grosso spavento all'epoca per i miei genitori, perché chiaramente mi hanno presa e caricata in macchina e siamo andati al primo ospedale che abbiamo trovato. E da lì poi chiaramente è iniziata una ricerca e dovevamo capire di che cosa soffrissi, perché comunque all'epoca non erano patologie che si conoscevano granché. Finché poi siamo arrivati a Verona e sotto le cure del dottor Cinquetti, che se in ascolto lo saluto, hanno capito che era rettocolite ulcerosa. Sono stata ricoverata lì per un periodo di tempo, hanno cercato un po' di stabilizzare quella che era la mia situazione, perché non riuscivo a mangiare, stavo giù poco niente, non mettevo su chili, insomma una situazione abbastanza critica. Finché il dottor Cinquetti non mi ha portata come caso in uno dei suoi convegni a Roma al Bambin Gesù, e lì poi sono stata indirizzata perché mi hanno operata d'urgenza togliendo parte di colon e di retto e facendomi la proctolectomia totale. Oggi si chiama così, all'epoca non so se all'epoca già si chiamasse così. E quindi dopo circa 12 ore di sala operatoria, un intervento che non sapevano se sarebbe riuscito o no, però ecco, era comunque da fare, perché altrimenti non c'era altro da fare, insomma, sono uscita dalla sala operatoria e oggi sono qua a raccontarvi la mia storia. Senta, noi vediamo anche delle immagini, perché deve essere, allora, al di là di tutte le complicanze gravi che può avere naturalmente questa malattia, possiamo immaginare cos'è in un bambino, insomma, i bambini purtroppo deperiscono anche velocemente, quindi bisogna intervenire con urgenza, ma al di là di questo, una volta cronicizzata, una volta avviata questa convivenza con questa malattia, come cambia la vita per chi ne è affetto?
Cambia perché comunque non si è più come prima. Io non ho ricordi di com'era la mia vita prima, chiaramente, però è un continuo stare male, è un continuo avere alti e bassi. Io dico sempre che è come vivere sulle montagne russe, perché comunque si hanno i progetti della vita, si hanno gli impegni, il lavoro, la scuola, qualsiasi impegno si abbia, e molto spesso siamo costretti o a rinunciarvi oppure a eliminarli all'ultimo minuto, e quindi diventa tutto complicato perché si sta male, insomma, o tante volte ci sforziamo di fare le cose di tutti i giorni, come andare a scuola, andare al lavoro e cercare di stare su, ma con tanta fatica, perché si passano le ore magari anche di notte in bagno, cioè, è veramente molto complicato. E lei ha raccontato che appunto in particolare nell'infanzia e nell'adolescenza soprattutto non è stato semplice anche essere compresi dagli altri, dal mondo degli adulti. Già, sì, diciamo che è ancora così, nel senso che bisogna parlarne tanto, perché oltre ad essere isolati a livello di malattia, che quindi le persone non riescono a capirci, ci sentiamo già soli di nostro, e quindi avere la possibilità che le persone a livello sociale possano capire cosa ci sta dietro a un malato di IBD sarebbe molto importante, perché a volte veniamo scambiati anche per persone che non hanno voglia di fare cose, sfaticati, o gente che va lenta, cioè, invece in realtà c'è tutto un motivo dietro. Certamente. Senta, lei ha un'idea così, insomma, in base alla sua esperienza anche ospedaliera, abbiamo visto nelle immagini purtroppo tante fasi della sua vita, tanti ricoveri che ha dovuto subire, visite eccetera, di quanto possa essere diffusa, è entrata in contatto anche con altri malati in questo percorso? Sì, allora, sui miei social ad oggi, tra Instagram e TikTok siamo quasi 110.000 followers. E quindi ho incontrato di persona e sento tutti i giorni persone che soffrono di queste patologie qua. Girare in ospedale comunque è complicato, è difficile un po' per tutti. È una situazione complicata, vorrei dire tante cose, ma spero che insomma il messaggio arrivi, nel senso che a me piacerebbe tanto poter fare qualcosa in più, cercando di sensibilizzare il più possibile, cercando di poter dare piccoli spazi e cercando di rendere la vita già difficile, molto difficile, delle persone che soffrono di IBD nel quotidiano. Ecco, perché lei a un certo punto ha pensato, lei fa già la modella e attrice, ma ha pensato anche di avviare appunto sui social un'attività di sensibilizzazione rispetto a questa malattia. A che età ha deciso di intraprendere questo percorso, quando appunto l'ha intrapreso e con quale finalità, anche se è logico insomma cercare di coinvolgere, di non far sentire soli i malati? Certo. Allora, il discorso di intraprendere il percorso di modella, quelle cose lì, l'ho intrapreso per andare contro quello che era la mia patologia, nel senso che le cicatrici che porto sull'addome era sempre un mettersi in gioco e sconfiggere il fatto che io non amavo comunque farmi vedere in costume, odiavo le mie cicatrici, e quindi era un modo per dire no, devo accettarlo e devo farlo accettare, tra virgolette. E quindi è iniziato così un po' per gioco questa cosa, non ha una finalità a se stessa, nel senso che adesso io mi occupo faccio la content creator e lavoro come social media per un'agenzia, Uberflux, da un po' di tempo, e mi sono appunto aperta partita IVA e lavoro in questo senso. Ecco, e appunto ha avuto un riscontro pressoché immediato dell'importanza di fare rete intorno a questo tema? Sì, io ho iniziato a sensibilizzare proprio in un momento in cui la malattia era brutta, in un momento in cui stavo sui social e dovevo fare un servizio fotografico, ma io durante le pause non mangiavo perché sennò sarei stata male poi sul set, e quindi spulciando sui social vedevo questa finta ostentazione di è tutto bello, la vita è bella, è tutto perfetto, e quindi così mi è scattato qualcosa, ho detto no basta, io adesso devo parlarne, e così ho iniziato a parlarne sui social
e a portare piano piano le persone all'interno della mia vita per far vedere all'esterno le persone com'è vivere con queste patologie. Ecco, nel senso che lei risultava essere una rappresentante di un mondo un po' patinato, un mondo appunto in cui non succedeva nulla di male, invece dietro a queste foto c'era una grande sofferenza, è così? Esatto, sì, era un po' il succo, sì. Anche perché sui social o sul web si sta presto purtroppo, no? a dare giudizi che sono basati solo magari su un'immagine, e lei ha voluto sfatare anche questo oltre alle sue cicatrici. Esatto, sì, oltre a... E soprattutto mi sono resa conto che io ero la prima a non parlarne, a tenere tutto per me, anzi alzavo muri a livello di socialità, cioè io non volevo proprio raccontarmi, avevo proprio paura del giudizio degli altri, finché a un certo punto mi sono resa conto che però se io iniziavo a parlarne forse avrei avuto qualche possibilità in più che le persone potessero accettarmi e piano piano capirlo. E così poi ho iniziato piano piano a farlo, anche grazie a mio marito che mi ha aiutato in questo, a farlo con gli amici, poi aprendo ai conoscenti, e poi ho iniziato ad aprirmi sempre di più anche sui social e mi sono resa conto che ce n'è un gran bisogno. Questo dunque può valere anche per altre situazioni, altri disagi, altre patologie, cosa ne pensa? Sì, sicuramente sì, perché secondo me la diversità a volte fa troppo paura, e l'unico modo per abbattere un po' la paura è far conoscere un po' di più alle altre persone. Ecco, adesso come porterà avanti questa sua attività di sensibilizzazione, Martina? Adesso ci sono tanti progetti a cui sto lavorando da ormai 4 mesi. Continuerò su questa strada della sensibilizzazione e cercherò insieme a questa agenzia di creare dei piccoli progetti che possono anche aiutare effettivamente le persone che soffrono di IBD. Poi ci sono dei progetti che voglio avviare, a cui sto lavorando anche con alcuni medici, e quindi piano piano spero di poter aiutare sempre di più e soprattutto di non vanificare quasi 30 anni di malattia cronica come la mia e tutte le esperienze che purtroppo ho dovuto subire in qualche modo. Vorrei regalare qualche piccole tips, qualche piccole cose che ho imparato io negli anni a chi magari sta agli inizi, a chi magari si vieta anche semplicemente di, non so, uscire e andare a un pranzo, a una cena perché sta male, perché ha paura del giudizio. Ecco, io quando ricevo per esempio dei messaggi di qualche mia followers che mi scrive grazie al tuo consiglio di portarmi i farmaci nella borsetta per dire l'ho vissuta meglio e sono riuscita ad andare a quel pranzo o a quel matrimonio, ecco, io ho la mia gratificazione, sono veramente felice. Cosa si sente di dire alle persone che intraprendano adesso magari questo percorso non facile che lei ha già affrontato? Di farsi forza, perché comunque è una strada tortuosa, ma con i giusti medici e con le giuste professionalità accanto si può fare, ci si può convivere e sicuramente con i mezzi che abbiamo oggi si può fare tanto. Benissimo, Martina, grazie mille di questa sua testimonianza, grazie di questa finestra su questa malattia, sono momenti importanti che possono raggiungere tante persone che magari possono avvicinarsi a quelle che sono delle strade per dare sollievo a loro e alle loro famiglie, perché penso che sia un problema che in casa vivono tutti poi. Certo. Grazie ancora a Martina Santagiuliana. E al prossimo appuntamento, al prossimo evento volentieri, saremo qua volentieri a darne visibilità. Mille a voi. Grazie allora Martina. Noi allora diamo un'occhiata all'ANSA perché da Venezia il presidente del Veneto Luca Zaia ha parlato di un paio di temi oggi, in particolare la tragedia dell'alluvione che sta vivendo l'Emilia Romagna. Io ci sono passato nel 2010, ha detto Zaia, ho avuto 10.040 alluvionati, 235 comuni sotto l'acqua. Basti ricordare, racconta che a Vicenza i vigili del fuoco giravano con il motoscafo
schiaffo in centro. 1 miliardo di euro di danni, ha ricordato Zaia. Capisco quale sia la tragedia di questo momento. Sono eventi rispetto ai quali l'uomo può tutelare l'ambiente, fare del suo meglio per evitare il dissesto idrogeologico, però è pur vero che oltre un certo limite, ha detto il presidente del Veneto, la natura vince sempre. Ha detto: non voglio fare dei confronti, non entro nel merito, ogni tragedia ha una dinamica a sé, questo naturalmente alla domanda rispetto ai bacini di laminazione che sappiamo che in Veneto, dopo la lezione subita con l'alluvione del 2010, hanno dato dei risultati importanti. Se oggi tornassero le condizioni del 2010, le abbiamo testate con la tempesta Vaia, ha detto Zaia, abbiamo la certezza che non subiremo più quello stress che abbiamo avuto, ma nulla per Zaia si collega a quanto è accaduto in Emilia-Romagna, una storia a sé. Quando vedo un'intera collina frenare, ha concluso, capisco che lì magari una vasca di laminazione non sarebbe servita a nulla. Così Zaia sul maltempo. Ha parlato poi Zaia anche della bozza sull'autonomia. Sapete che ha fatto discutere il parere uscito dal Senato più o meno volontariamente rispetto all'autonomia differenziata. Se è stata programmata da qualcuno è stata una mossa da disperati l'uscita di questa bozza, così ha detto Zaia. Dietro a questo non c'è un nome e cognome, ha detto riferendosi al documento, quindi non sappiamo con chi confrontarci, ma insomma la verità dice che i nostri accademici autorevoli a livello internazionale dicono l'esatto contrario, tanto è vero che in quella bozza c'era scritto bozza non verificata e allora ha aggiunto non pubblicatela. Adesso noi andiamo a Mogliano Veneto, dove fa discutere invece la riqualificazione dell'area dell'ex Nigi. L'Ascom è divisa, i cittadini sono favorevoli a nuovi servizi ma dicono no a un nuovo supermercato in città. Che ne occorre un altro supermercato, che siamo a posto con i supermercati. Chi fa sa robe che serve utili, chi ha sa perdere i supermercati. Protezione civile, se hanno bisogno dello spazio è giusto che siano, ma che venga fuori altri supermercati a Mogliano per piacere no. Fare un supermercato grande significa costringere i piccoli a chiudere. Se tutto ciò può portare anche gente che arriva a Mogliano Veneto da fuori, per tutto può andare bene, per le piccole attività. Il supermercato credo che ne abbiamo già a sufficienza. Protezione civile credo vada bene. Penso che dei supermercati ce ne sono anche troppi e che non ne servono altri. C'è senz'altro un altro supermercato che a Mogliano non serviva. Poi se c'è l'ufficio nuovo per la polizia municipale, ben venga. Non la pensa così Massimo Cestaro, presidente Ascom di Mogliano Veneto. L'area dismessa a pochi passi dalla città non poteva rimanere in stato di degrado. Non sorgerà un centro commerciale, sottolinea, ma un supermercato. Nessuna perdita dunque per i negozianti del centro cittadino. Non andrà assolutamente, secondo il mio punto di vista ed esperienza, ad intoccare le attività commerciali del centro. Anzi, sono 4.000 metri alla fine degli 11.000 e saranno solo ed esclusivamente il settore alimentare e tutto il resto è servizi. L'Unione Commerciale Confcommercio di Treviso, fa sapere la Presidente, monitora costantemente i progetti commerciali e logistici che sorgono sul territorio, ponendo attenzione al loro posizionamento e adeguatezza rispetto alla vocazione di ogni territorio. Non sempre, dunque, le grandi attività portano maggiore sviluppo. Il mandamento di Confcommercio dell'Ascom di Treviso ha commissionato un'indagine urbanistica che è stata realizzata e presentata in questi giorni proprio per attenzionare questo progetto. Non è sempre necessariamente vero che aperture di nuove attività come grandi superfici portino un maggiore sviluppo. Ecco, non sempre, non dappertutto questo accade, quindi è corretto anche monitorare il fenomeno e fare le debite considerazioni. Ora ad Asolo, dove è stato proclamato il lutto cittadino e le serrande si sono abbassate per i funerali di Monsignor Giacomo Lorenzon.
Bacia la bara al vescovo Michele Tommasi dopo aver celebrato le esequie per l'ultimo saluto a Monsignor Giacomo Lorenzon, spentosi martedì pomeriggio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. I funerali si sono celebrati al Duomo di Asolo, dove dal 2007 lo stesso sacerdote era parroco. Dichiarato il lutto cittadino. Serrande abbassate e bandiera a mezz'asta in segno di rispetto e ricordo. Per anni aveva insegnato all'Istituto Pio X di Treviso, di cui era stato anche rettore. Molti i ricordi arrivati dai suoi vecchi studenti. Dalle tante testimonianze che mi sono giunte, mi è stato dato di cogliere quanto egli sia stato importante come punto di riferimento solido, sobrio e affidabile per tanti. Un accompagnatore pieno di partecipazione discreta nello studio, negli anni della formazione di tanti, di tantissimi, un appassionato comunicatore della verità, in dialogo tanto con i grandi del pensiero quanto con ciascuno studente e studentessa. Amato da tutti, Monsignor Giacomo Lorenzon era diventato punto di riferimento per l'intera comunità asolana e non solo. Vicino a tutti, Don Giacomo, senza distinzioni o esclusioni, uomo di ascolto, saggio, presente in comunità, guida salda. Ora andiamo invece al progetto di collaborazione con tra l'Assemblea Sociale e la Casa degli Artisti Tedeschi che ha portato i festeggiamenti della Biennale della Giudecca, presente anche la ministra tedesca dell'edilizia e dello sviluppo urbano. Cosa ne pensa di quello che sta capitando? Bello, ci vorrebbe ogni tanto, perché è mortuorio qua. Invece così si piace d'allegria. Gli organizzatori l'hanno ribattezzata Sagra Minima, ma a Venezia si tratta dell'esempio massimo e per ora rarissimo di come i protagonisti di un grande evento possano dialogare proficuamente col territorio. Ben lontana dal glamour dei ricevimenti in cui si celebra la Biennale d'Architettura, infatti, la ministra dell'Edilizia e Sviluppo Urbano tedesco, Clara Geiwitz, ha scelto di festeggiare qui l'apertura del padiglione del suo paese, alle Casette della Giudecca. Questa collaborazione si è concretizzata ancora qualche mese fa con un workshop, un laboratorio di autocostruzione, di costruzione collettiva di diversi elementi per animare il quartiere, ed è un grande esempio anche di come il lavoro dal basso possa effettivamente portare un cambiamento vero e un cambiamento significativo per la residenzialità e per la socialità a Venezia. Il messaggio sociale è fortissimo, suggellato dall'occupazione di uno dei tanti appartamenti pubblici sfitti del quartiere, dove ora abiterà una famiglia di residenti. Non sono scelte a cuor leggero sicuramente, purtroppo però se l'alternativa è la scelta alternativa è quella di andare via dalla città, c'è anche chi punta i piedi e dice no, non lo voglio fare, e rivitalizzare il patrimonio pubblico crediamo che sia una priorità. Per certi versi, quello che si è formato alla Giudecca appare un microcosmo lontanissimo dal resto della città. In realtà è quanto di più simile possa esserci alla vivacità sociale e artistica che si è sempre respirata a Venezia prima dello spopolamento. Viviamo in una città che vuole espellere sia i futuri cittadini, i futuri potenziali cittadini che siamo noi giovani, e dall'altra parte vuole espellere anche i residenti. Questa città ha bisogno di cambiare e stravolgere il modello di residenzialità, sia per quanto riguarda gli studenti, quindi una residenzialità universitaria e giovane da un lato, dall'altra parte anche per i residenti. E invece arriva dall'UNESCO un riconoscimento per il Vajont, sarà un modo in più per non dimenticare. Nei 60 anni dalla tragedia del Vajont arriva un altro significativo riconoscimento. L'Italia ha infatti da oggi 2 nuove importanti iscrizioni nel registro internazionale del programma UNESCO Memory of the World, e una è per l'archivio processuale del disastro della diga del Vajont. È un riconoscimento importante dell'UNESCO, di un programma dell'UNESCO che si chiama Memorie del Mondo. Inserisce dentro un registro, un elenco, documenti, archivi e patrimoni documentali che l'UNESCO riconosce essere testimonianza di una memoria eccezionale e del mondo.
Questo riconoscimento comunque non rappresenta un punto di arrivo sotto l'aspetto formale, ma rappresenta un punto di partenza per quello che riguarda le attività della Fondazione. Giunge in un anno particolare, che è quello delle celebrazioni del 60° e quindi ci dà anche maggiore forza e visibilità, ma ci permette anche nell'ambito della Fondazione di ragionare su dei progetti a livello internazionale per quanto riguarda il portare avanti gli aspetti statutari della Fondazione, che sono quelli relativi alla memoria e quelli relativi allo studio, all'aspetto e valorizzazione del territorio montano. I documenti dell'archivio processuale del disastro della diga del Vajont ricostruiscono il processo istruito successivamente alla tragedia del 9 ottobre 1963 e nel febbraio del 2008 le Nazioni Unite hanno descritto la tragedia del Vajont come il primo di 10 eventi disastrosi causati dalla scarsa comprensione delle scienze della Terra e dal fallimento di ingegneri e geologi. Penso che sia un'altra delle pietre miliari che lasciamo, diciamo così, e che restano come una grande responsabilità in più per tutte le comunità del Vajont e soprattutto per le istituzioni che avranno un po' il dovere di perorare la memoria anche attraverso questo importantissimo riconoscimento. Andiamo sul sito di Treviso Today un secondo per un aggiornamento di cronaca. Sfonda la porta del vicino e lo aggredisce con un martello. Sul caso indagano i carabinieri. C'è stata una lite tra vicini di casa a Oderzo. I militari dell'Arma hanno fermato un 45enne di origini kosovare, ferito in maniera non grave il suo rivale. Ai giardini pubblici invece un 34enne è stato denunciato per aver dato le false generalità ai militari che l'avevano fermato. Vi ricordo tra l'altro, con l'aiuto della regia, che si sta cercando una giovane donna romena. Vi abbiamo mostrato la fotografia poco fa, ve la riproponiamo se siamo in grado tra pochissimo, che da 2 giorni ha fatto perdere le proprie tracce. Eccola qua, 31enne di origini romene, residente a Treviso, Anica Panfile, scomparsa appunto 2 giorni fa. Il compagno ha sporto denuncia facendo attivare le ricerche, che sono coordinate in questo momento dalla prefettura, che ha fatto partire il protocollo previsto in questi casi. Al momento della scomparsa indossava tuta con felpa e cappuccio di colore grigio, scarpe sportive di colore rosa. Come sempre, naturalmente, chi la dovesse incrociare o vedere chiami le forze dell'ordine, in particolare la centrale operativa dei Carabinieri allo 0422 5101. Parliamo ora del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Abano Terme, che dopo 3 anni di stop forzato a causa della pandemia ritorna con la 29esima edizione, che ha tra le peculiarità quella di ospitare tra le squadre anche i giovanissimi atleti della Dinamo di Kiev. Arrivano da tutta Italia, da 9 nazioni e 3 continenti diversi, giovani calciatori che in questi giorni stanno partecipando alla 29esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Abano. Tra di loro ci sono anche i piccoli campioni della Dinamo Kiev, i ragazzi, dopo aver affrontato un viaggio lungo e difficile, segnati dalla guerra che sta martoriando il loro paese. Grazie al calcio stanno respirando un po' di normalità. Sono felice di essere in Italia, è la prima volta. Ci racconta Daniel, 13 anni, centrocampista. Insieme ai compagni, da quando è iniziata la guerra, è stato portato per un periodo in Germania e in Polonia per poter continuare a giocare a calcio. Per questi ragazzi è una grande opportunità. La situazione in Ucraina è sempre più difficile. Spiega il loro allenatore. Il torneo di calcio giovanile Città di Abano torna dopo 3 anni di stop imposto dalla pandemia. I ragazzi arrivano anche da Svezia, Brasile, Giappone e dai club italiani più forti. 38 partite in una settimana, con la finale di domenica mattina che assegnerà il trofeo 2023, un trofeo che quest'anno, insieme ai valori dello sport, vuole lanciare anche un messaggio di pace. Da Abano a Bassano del Grappa, dove è tutto pronto per il passaggio della 17ª tappa del Giro d'Italia, in programma mercoledì prossimo. Conto alla rovescia per il transito del Giro d'Italia, che il 24 maggio attraverserà nel Vicentino anche Bassano, Rosà e Rossano nella 17ª tappa Pergine-Valsugana-Caorle. Un evento atteso da tantissime persone che seguiranno il passaggio dei campioni delle 2 ruote. La città ai piedi del Grappa sarà divisa in 2, da Campese sino a via Carpellina, con relative chiusure delle strade da mezzogiorno alle 14:45.
Il Giro d'Italia passerà lungo la Campesana, attraverserà il Ponte Nuovo, Viale De Gasperi, via Cristoforo Colombo, via Carpellina, per poi andare a Rosà, Rossano e lasciare la provincia di Vicenza verso Treviso. Chiusa anche la statale 47 Valsugana sino al centro di Rosà, qui traffico interdetto verso Rossano con divieto di transito lungo la regionale 245. Chiusure che andranno a ripercuotersi inevitabilmente pure sulle attività che si affacciano sulle strade in questione. Le aziende che si trovano in questo tratto saranno impossibilitate in quelle 2 ore sia a ricevere i fornitori, sia a far partire i camion dei clienti, ma soprattutto gli operai non potranno lasciare le aziende o per il cambio turno o per la pausa pranzo. Sì, quindi viene lanciato un appello proprio anche a loro per un'organizzazione. Sì, l'appello è auto-organizzato in qualche modo, fatto in modo che gli operai spostino i turni di lavoro o in qualche modo possono fruire della pausa pranzo in sede. Il transito del Giro andrà a influire anche sugli orari scolastici. Le scuole del territorio verranno chiuse alle ore 11, eccetto per quelle classiche che osserveranno il tempo pieno. Trasporto scolastico adeguato anche a questi nuovi orari. Adeguato e garantito, assolutamente. E allora non resta che attendere il passaggio del flusso rosa. Prima di salutarci un'ultima notizia battuta dalle agenzie. ANCI Veneto, in supporto dei comuni dell'Emilia Romagna colpita dal maltempo, è partita oggi una lettera a tutte le municipalità della regione per attivare la ricerca di personale dipendente qualificato da inviare nelle zone colpite per supportare le amministrazioni comunali e garantire la continuità amministrativa in questa fase dell'emergenza. I comuni dell'Emilia Romagna hanno in particolare richiesto il reperimento di tecnici comunali per sopralluoghi, valutazione dei danni e predisposizione di atti d'urgenza, personale amministrativo e assistenti sociali per la gestione dell'emergenza, polizia locale per attività di supporto ai corpi già attivi nei comuni colpiti. Dunque questo è l'appello che ha lanciato l'ANCI a tutti i comuni del Veneto. È tutto per questa nostra prima edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre ringrazio Alessandro Granziera e Antonio Poli in regia e vi rimando ai telegiornali di questa sera dalle 18:30 l'edizione del Veneto. Arrivederci.